Buongiorno, ben ritrovati con l'edizione straordinaria. Anche oggi vi accompagneremo con tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Alle 12:30 poi, come di consueto, ci collegheremo con la sala stampa dell'unità di crisi della Protezione Civile a Marghera per i dati, l'aggiornamento sui dati dei positivi ma soprattutto dei ricoveri e con tutte le novità dal Presidente Zaia. Oggi secondo giorno dell'attesa fase 2, ieri un bilancio tutto sommato positivo, anche se alcune immagini di strade affollate, mezzi pubblici, vaporetti affollati hanno lasciato un po' di amaro in bocca, ma ci auguriamo che il buonsenso e la responsabilità di tutti vadano avanti e ci permettano davvero di poter avere ulteriori allentamenti delle restrizioni a partire dal 18 maggio. Vedo collegato, se la regia mi conferma, il senatore Andrea Ferrazzi, senatore del Partito Democratico. L'ho visto un attimo, eccolo qui. Buongiorno senatore, mi sente? Buongiorno, Buongiorno a lei, buongiorno grazie per essere qui, per la sua disponibilità. Allora senatore, secondo giorno della fase 2, ieri c'era tanta attesa per vedere come gli italiani si sarebbero comportati. Possiamo dire che tutto sommato è andata bene, un bilancio positivo, c'è la consapevolezza che adesso è tutto in mano ai cittadini questa ripresa. Sì, e bisogna esercitarla con pieno discernimento, cioè bisogna usare molto la testa, perché buttare alle ortiche 2 mesi di grandi fatiche da parte dei cittadini, da parte delle imprese, da parte delle famiglie, sarebbe un errore imperdonabile. Ora si va verso una ripartenza, come era già stato anche comunicato dal governo ormai una settimana fa. È una ripartenza ragionata, è una ripartenza che ci deve essere, perché in fondo al tunnel ci deve essere la luce e godiamoci anche questo inizio meraviglioso, ormai anzi avanzato, di primavera. Dobbiamo ricominciare con la programmazione seria di tutte le attività economiche. Da ieri 4 milioni e mezzo di italiani hanno ripreso il lavoro normale, diciamo così, e di cui quasi 3 milioni nel nord Italia, quindi un movimento importante. È chiaro che bisogna rispettare le regole del distanziamento, delle mascherine, di tutto, perché se dovesse ricominciare la diffusione del virus sarebbe una cosa, ma è uno shock credo peggiore del primo. Sì, infatti anche il Premier Conte lo ha detto, sarebbe ancora più drammatico se dovessimo tornare indietro e di nuovo chiudere tutto, anche perché c'è un'altra importante fetta dell'economia, pensiamo ai commercianti, agli artigiani che spingono, fremono per rientrare al lavoro, e dipenderà proprio dall'andamento dell'epidemia poi vedere l'apertura, magari chissà anche anticipata anche per loro, perché sarà fondamentale capire che cosa accadrà da qui ad una settimana, 10 giorni. Abbiamo visto le proteste in piazza in questi giorni anche in Veneto di queste categorie che chiedono di poter il prima possibile riaprire le proprie attività, perché ci sono situazioni drammatiche in alcuni casi. Ci sono situazioni drammatiche nei confronti delle quali da subito il governo è intervenuto con 25 miliardi ormai da 4 settimane, con altri 55 miliardi, il cui detto dovrebbe essere presentato ad ore. E saranno interventi assolutamente straordinari, interventi anche a fondo perduto, interventi che abbattono per esempio gli affitti per l'attività del commercio, che abbattono le tasse per l'utilizzo del plateatico, interventi che estendono dal punto di vista temporale della quantità la cassa integrazione, interventi a fondo perduto per le imprese, in modo tale che ci siano soldi immediatamente disponibili. È uno sforzo di natura assolutamente straordinaria. Ovviamente, quindi massima responsabilità da parte di tutti e anche la massima velocità. Bisogna lottare contro tutte le burocrazie, bisogna chiedere, imporre al sistema bancario di fare quello che deve fare dal momento in cui lo Stato garantisce col 100% dei crediti che vengono concessi dalle banche. C'è tutto un gran lavoro da fare per far ripartire in sicurezza,
ma anche con grande velocità il nostro Paese. Ecco, proprio c'è la notizia appena uscita in ANSA, sembra che alle 18 il Premier Conte incontrerà i sindacati proprio per illustrare quelli che sono i contenuti di questo disegno di legge che potrebbe essere approvato entro la settimana, e quindi insomma si attende anche un via libera, diciamo così, ai sindacati per poi attuare queste misure che sono puro ossigeno per l'economia italiana. Sì, ma non solo i sindacati, tutte le parti sociali, tutte le categorie, tutti i mondi rappresentati, cioè tutti sono stati e devono essere coinvolti in questa grande progettazione, perché è chiaro che insomma, la questione del tempo non è secondaria. Proprio la scorsa settimana, come lei sa, noi abbiamo dato il via libera in Parlamento allo scostamento di 55 miliardi, ora verrà questa manovra che raddoppia da sola l'intera operazione finanziaria del 2020, quella che votammo nel dicembre del 2019, che fu di 30 miliardi, quindi è la più grande operazione di denaro pubblico messa a disposizione nella storia della Repubblica. È la più grande operazione di finanziamento espansivo dello Stato a sostegno delle imprese e delle famiglie. E vede, questo va sottolineato anche perché purtroppo, come sempre accade, ci sono sempre gli speculatori della paura, no? Io ho visto anche dalle manifestazioni che sono avvenute anche in queste giornate, in queste ore, ci sono poi gli agitatori. Ho visto per esempio mondi tipo Italexit che hanno fatto manifesti di richiamo a una sorta di rivolta, che hanno messo insieme la lotta ai vaccini, la lotta contro i 5G. C'è un mondo che lavora nel torbido, che peraltro era già stato suonato un campanello d'allarme dal Copasir ormai qualche settimana fa, dal Comitato parlamentare per la sicurezza della nazione. Bene, questi vanno isolati e invece va data fiducia alla stragrande maggioranza degli italiani che vogliono costruire un futuro di pace e di ricchezza. Il presidente Conte ha detto che fino al 17 maggio saranno in vigore le misure contenute nell'ultimo DPCM, le regioni ogni giorno ci forniranno i dati. Con il rispetto delle regole sono fiducioso che la curva epidemiologica potrà ulteriormente rallentare in alcuni territori. Non ignoro le richieste, siamo al lavoro anche per vedere di anticipare per certe categorie l'apertura. C'è quindi uno spiraglio ancora per magari anticipare, naturalmente sempre con il parere della comunità scientifica, quindi guardando i dati che restano un punto fermo, magari delle anticipazioni rispetto alla scadenza del 17 maggio, senatore? Ma questo era già stato detto da tempo, perché è chiaro che gli interventi devono essere graduali e soprattutto devono essere ponderati su quelle che sono le situazioni. Ora è del tutto evidente che un governo nazionale deve dare delle indicazioni quadro che valgono per tutti. Una nazione peraltro che, come lei ha visto, è stata colpita in maniera molto differenziata dal virus. Proprio ieri sono usciti i dati dell'Istat, i dati sui morti di marzo del 2020 e sono stati comparati rispetto ai morti medi dal 2015 al 2019. Ora vede, questo purtroppo, dico purtroppo perché il dato che è uscito è drammatico, ha fatto anche chiarezza con tante sciocchezze che erano state dette, purtroppo anche da figure istituzionali di amministrazione pubblica importanti del nostro territorio, in cui sarebbero state raccontate balle, si diceva sul numero di morti. L'Istat invece ha fatto ben vedere purtroppo che nel nord Italia c'è stato un raddoppio dei morti nel marzo del 2020 rispetto agli anni precedenti. Non è stato così per esempio nel centro, dove c'è stato un aumento di circa il 10% e del 2% nel sud. Allora è del tutto evidente che un quadro di questo tipo, quadro a livello nazionale, e poi però ha bisogno di una giusta modulazione degli interventi regionali. Ora io ho visto anche l'ordinanza di ieri del presidente Zaia. Ora, a parte il fatto che abbiamo un problema con il collegamento con il senatore Ferrazzi, vediamo se riusciamo a ripristinare, perché purtroppo si interrompe e facciamo fatica a seguire per intero il discorso del senatore. Riproviamo, io la vedo, senatore, vediamo se va meglio. Stava parlando dell'ordinanza del presidente Zaia, se non ho capito male. Sì. Prego.
Sì, io la sento. E dicevo, dunque c'è una, diciamo, versione differenziata. Ora è chiaro che un'ordinanza di questo tipo è una sorta di libera tutti generalizzato, pone una responsabilità grandissima sulle spalle di Veneti. Ho visto anche dalle manifestazioni, anche a Venezia ieri, in cui altro che distanze di sicurezza, c'erano centinaia di persone ravvicinate l'uno nei confronti dell'altro. Ho visto per esempio anche mezzi pubblici in cui le persone erano assolutamente troppo vicine rispetto all'altro. Quindi, vede, perché non c'è solamente il governo nazionale, bisogna che ognuno faccia le sue parti, bisogna che ogni istituzione, ogni organismo individui tutte le soluzioni perché il distanziamento e la sicurezza su queste cose non possiamo assolutamente derogare, perché se dovesse ripartire il virus sarebbe una tragedia. Quindi lei in qualche modo trova che l'ordinanza regionale, se non ho capito male, perché anche qui l'audio un attimo è andato via, sia un libera tutti che rischioso? No, io sto dicendo che è una grande, diciamo, attestazione di fiducia nei confronti dei veneti, perché è del tutto evidente che la possibilità di andare in qualsiasi parte della regione, anche solo per fare una camminata, se ho letto bene, è una cosa che può anche essere condivisibile, naturalmente, però ci vuole una consapevolezza da parte dei veneti che non siamo usciti dalla pandemia, siamo ancora all'interno, per fortuna, grazie all'intervento del governo che anche dal punto di vista sanitario è stato molto efficace, dunque siamo all'interno di una discesa consistente dell'esplosione del virus, della diffusione del virus, questa va esercitata con grande attenzione, quindi invito tutti noi, il sottoscritto per primo, a utilizzare questi spazi di libertà che finalmente abbiamo usando la testa, perché se invece il virus dovesse ricominciare a diffondersi sarebbe una cosa assolutamente deleteria. Assolutamente sì, è fondamentale ripeterlo e lo ripeteremo più volte perché è importante che la gente capisca questo in questo momento, altrimenti rischiamo di fare un passo indietro e di vedere queste piccole libertà di nuovo negate. Perché vede sul mio post che ho messo su Facebook, in cui facevo vedere i dati Istat sulle morti, perché poi ce lo dimentichiamo tutti, no? Appunto il raddoppio delle morti del nord Italia, e qualcuno ha risposto che sono dati gonfiati, cioè quest'idea che già cominciamo ad avere le idee di chissà di chi ha inventato cose, eccetera, sono idee, oltre che sbagliate, pericolose. Dobbiamo basarci sulla scienza, sui dati reali, sui comportamenti sani e in questo modo possiamo riprendere a vivere finalmente in maniera normale. Sui social si vedono tante teorie complottistiche su questo virus, pensando che sia una manovra della politica per controllare i cittadini, e molti tirano in ballo gli altri paesi europei dove, ad esempio la Germania, si sta iniziando in modo un po' più, diciamo così, una ripresa che è un po' più spinta rispetto a quella italiana, e quindi molti dicono perché lì sì e qui no. Ma guardi, proprio ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha steso un rapporto nel quale diceva che il modello che sta funzionando meglio è quello italiano, perché ha consentito, e ricordiamoci che l'Italia era l'epicentro, noi siamo stati i primi in Occidente a avere un'esplosione del virus, e proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dimostrato, dati alla mano, che le politiche che sono state intraprese sono state quelle più efficaci. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e soprattutto continuiamo in questa direzione perché ne vale la pena. Senatore, c'è tanta attesa poi per la scuola. Abbiamo anche oggi sia il ministro Azzolina che il vice ministro Ascani hanno avuto un tavolo con le regioni, gli enti locali per studiare insomma questa ripresa. Bisognerà intervenire probabilmente entro settembre anche proprio sulle strutture scolastiche, cioè bisognerà ridisegnare un po' tutto quello che è anche l'edilizia scolastica per permettere ai ragazzi di rientrare in classe. Sulla scuola noi dobbiamo immediatamente intervenire perché se le famiglie, così come finalmente sarà possibile nel corso delle prossime settimane, potranno cominciare a vivere una vita normale, dobbiamo garantire i servizi nei confronti dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze per la loro qualità della vita, perché voglio ricordare che i bambini, i giovani hanno sacrificato il loro tempo anche alla scuola con un grandissimo, diciamo, gesto di solidarietà intergenerazionale, perché il virus
I dati raccontano che colpisce in maniera assolutamente marginalissima i giovani e invece diventa molto pericoloso per i più anziani. E quindi a loro va dedicata adesso la massima attenzione e cura per recuperare in maniera sensata le relazioni sociali, la qualità dello stare insieme e anche tutta la parte naturalmente formativa, che peraltro non è mancata da parte delle scuole in queste settimane. E poi bisogna garantire alle famiglie la possibilità di andare a lavoro senza diventare pazzi nei confronti di dove mettere i propri bambini. Credo dunque un grande piano che deve partire immediatamente, che accompagni la preestate e l'estate per mettere le condizioni alle famiglie di vivere in questo modo. Bisogna poi fare anche un grande piano per il turismo, perché le persone devono avere la possibilità di andare in vacanza se ne hanno la disponibilità, e quindi un grande piano di finanziamento, di aiuto alle imprese turistiche nazionali per potenziare la domanda interna. Grazie davvero al senatore Andrea Ferrazzi per averci illustrato un po' quelli che sono i tanti punti sul quali il governo sta lavorando in questi giorni. Grazie senatore, torneremo a collegarci con lei nei prossimi giorni per tutti gli aggiornamenti. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Insomma, tanti punti naturalmente ai quali il governo sta lavorando, a partire dal disegno di legge di maggio con tutti gli interventi di cui il senatore Ferrazzi ha parlato. Nel pomeriggio alle 18 ci sarà l'incontro con i sindacati e poi entro la settimana dovrebbe essere approvato. È possibile che in serata i capidelegazione tornino a riunirsi. Già c'è stata nella notte il vertice tra il Premier Conte e i titolari del Ministero Economia e Finanza Gualtieri e i capi delegazioni del governo sul decreto di maggio. È possibile che prima dell'approvazione in Consiglio dei Ministri vi sia quest'ulteriore passaggio e poi appunto entro la settimana l'approvazione. Siamo in attesa di vediamo se riusciamo a collegarci con la nostra collega Anna Maria Parisi dalla sede della Protezione Civile di Marghera, dove ci diceva essere in atto una manifestazione. Vediamo se riusciamo a collegarci con lei. Intanto vorrei farvi ascoltare le parole raccolte ieri durante la nostra trasmissione Ring con il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, che dava alcuni consigli su come affrontare anche dal punto di vista psicologico questa fase 2 che è la fase cruciale. L'abbiamo anche intitolato la settimana decisiva per quello che sarà il nostro futuro. Sentiamo le parole del vescovo Monsignor Tomasi. Qui si vede appunto se abbiamo imparato qualcosa a livello di persona e siamo capaci di non lasciarci prendere dalla paura e dall'ansia, sono delle cattive consigliere, ma siamo costantemente attenti al bene di ciascuno e al bene di tutti. Quindi la prudenza, ma con quella serenità e con quella tranquillità che se ci adeguiamo a rivedere anche radicalmente la nostra vita, ma a fare quelle cose che abbiamo imparato da fare, riusciremo a farcela da soli, e la solidarietà, l'aiuto reciproco, l'attenzione gli uni agli altri sono la strada maestra. Se si passa alla violenza, all'aggressività, abbiamo perso tutto quel capitale sociale che abbiamo accumulato nelle scorse settimane. Responsabilità, ma anche appunto rispetto degli altri. Purtroppo abbiamo anche ieri sentito di questi 2 casi, insomma, di cittadini che sono stati colpiti, in particolare quel cittadino che aveva richiamato l'attenzione di un passante che non aveva la mascherina indossata nel modo corretto ed è stato picchiato e finito in ospedale. Insomma, situazioni di violenza che in questa fase sono assolutamente da evitare. Ci vuole l'autocontrollo, la disciplina da parte di tutti, il rispetto delle regole a 360 gradi. Intanto continua il lavoro delle forze dell'ordine non solo per verificare che vengano rispettate le normative per quanto riguarda le misure anti-Covid, ma nell'ambito dell'azione di controllo economico del territorio e di specifiche attività mirate al contenimento dei rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nei giorni scorsi i militari della tenenza di Peschiera del Garda, Guardia di Finanza, hanno effettuato un'ispezione presso un'attività commerciale operante nella zona del Basso Lago
dove sono stati rinvenuti e sequestrati 709 flaconi di sostanze per la pulizia delle mani, pari a 584 litri complessivamente di gel, ma destinati alla vendita come prodotti anti-Covid-19. Sulle confezioni dei predetti articoli erano riportati in etichetta diciture non veritiere che avrebbero potuto indurre in inganno i consumatori, riguardanti proprietà sanitizzanti proprie di prodotti quali bioacidi, ovvero presidi medico-chirurgici che possono inibire la trasmissione del virus Covid-19. A seguito degli accertamenti il prodotto rinvenuto è risultato invece un semplice detergente per mani, così come attestato dalla stessa azienda produttrice nella scheda informativa dello stesso. Quindi continuano anche i controlli proprio per evitare questo, insomma attenzione anche quando si acquistano dei prodotti per evitare di essere truffati. Vorrei farvi vedere, a proposito di pulizia delle mani, quindi di sanificazione, quello che è successo oggi a Ponte di Piave. Adesso vediamo se riesco a ingrandire le immagini. Allora, aspettate un attimo, fuori dalla... eccole qua. Allora, prima di farvele vedere, oggi a Ponte di Piave, all'esterno della casa di cura, recupero anche il nome esatto, dove sono ospitati naturalmente anziani, una casa di riposo, la casa di cura Gianni Marin. I familiari, che naturalmente non possono entrare all'interno della struttura, ma possono vedere attraverso il vetro i familiari, gli anziani ospiti. Un'operatrice ha spiegato a tutti i familiari che arrivavano e per prima al sindaco Paola Roma, al sindaco di Ponte di Piave Paola Roma, come lavarsi accuratamente le mani, perché oggi è la giornata mondiale dell'igiene delle mani, che mai come oggi assume un significato ancora più importante nella lotta al coronavirus. Oggi ai familiari che arrivavano è stata spiegata quella che è la corretta procedura per igienizzare le mani. Allora, sentiamo un attimo pochi secondi di spiegazione di come avviene, di come è stato spiegato anche ai familiari. Per un'accurata igiene delle mani, che soprattutto in questo periodo ci aiuta per la prevenzione di varie malattie. Adesso per il coronavirus, ma tutte le altre malattie possono essere cancellate, si può dire, anche con l'igiene delle mani. Per quello le chiedo gentilmente di gettare i guanti e facciamo insieme l'igiene delle mani, che normalmente si fa con acqua e sapone per 60 secondi, altrimenti si può risolvere questa e poi facciamo le strade. 30 secondi e facciamo insieme corretta igiene delle mani. Segui me. Io trovo. No, Cosa? le Marti. Mardi. Insomma, avete visto come è stato proprio illustrato il modo corretto per lavarsi le mani, per igienizzarsi le mani. Ricordiamo che l'uso dei guanti è obbligatorio nei supermercati, nei mezzi pubblici è consigliato, ma quello che è consigliato è igienizzare comunque spesso le mani, soprattutto quando si esce dal supermercato, quando si esce da qualche attività commerciale, dai mezzi di trasporto, dai mezzi pubblici in particolare. Quindi igienizzare le mani sempre e comunque è fondamentale, come l'uso della mascherina come prevenzione al contagio. Vi avevo detto che è in corso a Marghera una protesta, e allora Anna Maria Parisi, con la quale vediamo se riusciamo a collegarci tra pochi minuti, ci ha mandato questo contributo audio che ascoltiamo insieme. Perché noi sì possiamo farcelo, la regione che lo può fare, lo può sostenere, no, perché sono fondi destinati alle infrastrutture. Oggi c'è un'emergenza, appunto, è chiuso. Dobbiamo risolvere questa e poi facciamo le strade. Appunto. Cioè qui parliamo che mancano i soldi, qui ci sono famiglie. Oggi c'è stata, vi dico c'è la fame. Oggi c'è stata una delibera che penso che andrà fuori anche l'assessore Marcato, che comunque ha messo tramite Veneto Sviluppo dei fondi, della liquidità proprio da dare alle imprese, cercando appunto, quindi vediamo se anche questo è appunto un canale che l'assessore Marcato oggi ha sbloccato e quindi ha messo a disposizione, insomma, dei fondi appunto che andranno alle attività produttive, alle imprese, alle attività artigianali.
dopo noi riusciamo a essere con voi e far passare il messaggio a livello centrale che questa categoria, come altre categorie che stanno soffrendo in maniera molto molto forte, sono molto penalizzate, vengono prese in considerazione e ci sia quindi una risposta concreta prima possibile. Ok, io di te, noi abbiamo fiducia perché sei stata molto cortese anche l'altra volta, ma li vogliamo ora queste cose, non domani, ci servono adesso, non possiamo più aspettare. Cioè siamo con l'acqua alla gola tutti qua. I nostri dipendenti non hanno soldi. Il lavoro nero, ragazzi, sta incrementando il lavoro nero, gli abusivi vanno per le case. Cosa facciamo noi che siamo onesti, siamo a casa, abbiamo chiuso i nostri negozi? Ma volete le chiavi? Ve le diamo a questo punto. Cioè l'abusivismo è un'ondata che sta succedendo, senza igiene, senza precauzioni. Il virus va di casa in casa in questo momento, lo vogliamo capire. E oltretutto ci portano via le risorse che non possiamo avere. Ma su questo io mi auguro deve che esserci un controllo su questo. Ma su questo io mi auguro che i comuni stiano facendo i dovuti controlli. Ma come fanno? Sanzionando Siamo anni che combattiamo l'abusivismo. Correttamente è giusto salvaguardare la vostra categoria e chi invece non rispetta le regole. Io capisco il momento, ma insomma proprio come dicevi tu, se c'è un problema di sanità pubblica e di salute chiaramente non può essere tollerato l'abusivismo. Ecco, avete sentito questo scambio di battute tra l'assessore Lanzarin e i manifestanti. Da quello che abbiamo capito potrebbe trattarsi... vedo in collegamento Anna Maria Parisi. Ecco, Anna Maria, buongiorno. Sì. Ecco, abbiamo appena sentito proprio... Sì, eccoci qui dalla sede della protezione... Sì, ho appena mandato in onda il contributo che ci hai mandato, questo botta e risposta tra l'assessore e i manifestanti. Facciamo un attimo il quadro di quello che sta accadendo. Grazie. Sì, sta accadendo che i parrucchieri e comunque i rappresentanti della categoria, che è più giusto dire così, si sono dati appuntamento qui, provengono non soltanto dal Veneziano, ma anche quindi Mira, Pianiga, Mestre, Marghera, Venezia, Centro Storico, ma anche da fuori provincia di Treviso con Moniego, Treviso e anche da Padova mi dicono, e quindi si sono... Perfetto, Riviera del Brenta, quindi si sono dati appuntamento qui perché hanno consegnato un documento unitario nelle mani proprio dell'assessore Manuela Lanzarin per chiedere diverse cose. Innanzitutto l'apertura anticipata e immediata. A questo punto sì, chiediamo l'apertura anticipata ed immediata, visto che tutte queste domande che sono settimane che noi ci facciamo, ancora non abbiamo avuto nessuna risposta. Allora a questo punto, in attesa che possano accogliere queste nostre esigenze, chiediamo l'apertura anticipata dei nostri negozi, perché siamo ormai stanchi di aspettare cose che non arrivano, non c'è ancora un protocollo che ci possa dire come dobbiamo aprire, perciò a mio avviso, come abbiamo chiuso con tutte le precauzioni che eravamo già di guanti, distanziamento, mascherine e disinfettanti, possiamo anche riaprire a questo punto, perché comunque la cosa si sta facendo veramente dolorosa. Anche perché c'è il lavoro nero che comunque sta andando avanti e questo non riaprire, dite, sarebbe un incentivare il lavoro nero. Certo, in questo momento purtroppo ci sono famiglie che non hanno da mangiare e questo succede il tutto perché la situazione è quella che è, non sono arrivati soldi, non sono arrivati cassa integrazione, non è arrivato nulla. Poi non c'è nessuna coerenza nel nostro settore. In quanto riguarda quello che loro dicono, non c'è coerenza. Perché chi? Il governo? Il governo naturalmente, perché noi andiamo per appuntamento, facciamo una cliente alla volta, 2 clienti alla volta e niente, bisogna organizzare anche un attimo il personale, perché ci saranno dei grossi licenziamenti in futuro. Anche perché riaprendo comunque con gli ingressi contingentati dicevate che c'è la problematica poi del numero di lavoratori, dei vostri dipendenti da contingentare a vostra volta. Tutti questi turni che ci siamo già prefissati tutti, perché il conto è uno, fai 2 turni di lavoro per 7 giorni su 7 e ancora chi ha più personale non riesce a impiegarli tutti. Dove li mettiamo? Ecco, vedi Francesca, allora il silenzio degli innocenti tra i tanti cartelli con naturalmente spazzola e pettine in primo piano, cioè gli attrezzi del mestiere, la materia prima che poi comunque sono loro, sono i rappresentanti della categoria.
il silenzio degli innocenti, ma adesso basta, dite voi, è il momento di continuare. Ci fanno chiudere, qua se aspettiamo ancora, dobbiamo lavorare, inutile. Qua aspettano le chiavi che gliele consegniamo e basta, perché non ce la fai, specialmente chi ha dipendenti, eppure anche chi non ce le ha, comunque è dura tirare avanti così, con tutte le spese che ci sono, appunto. L'Agenzia delle Entrate adesso tra poco ti manda le cartelle, così siamo a posto anche con quelle. No, scusate, perché al 31 maggio c'è la scadenza dell'IVA, che l'hanno protratta fino al 31 maggio. C'è la scadenza dell'IVA? Sì, no, quella l'hanno portata più avanti, ma il 31 maggio c'è quella dell'IVA. Non è portare più avanti, è l'azienda. Ma voi siete, scusate, una domanda, voi siete tutti proprietari, cioè comunque siete i partita IVA titolari, non c'è qualche dipendente? Voi siete... L'altra settimana c'erano qua diversi dipendenti l'altra settimana. Era per capire, siete riusciti a anticipare la cassa integrazione ai dipendenti a qualcuno? No, chiedo, a sto qualcuno chiedendo. l'abbiamo anticipata, sì, perché è proprio preso male e l'abbiamo anticipata. Ci sono ragazzi che hanno le famiglie alle spalle che stanno sostenendo, ma chi ha famiglia cosa facciamo? Se abbiamo qualcosa ben venga, glieli diamo, perché comunque come fanno a sostenersi? Quindi comunque a vostra volta vi siete tolti un qualcosa... Più che le nostre aziende sono grandi famiglie, non sono le aziende, le multinazionali che non conoscono neanche i suoi dipendenti. Noi viviamo a stretto contatto con i nostri dipendenti, perciò il loro bene è il nostro bene, hai capito? Infatti sì, la domanda era finalizzata a questo, perché comunque sono famiglie, è una famiglia che si crea all'interno delle stesse singole famiglie. Di conseguenza se ci si può dare una mano, chi può lo fa, senza pensare tanto a quello che è. Purtroppo i risparmi sono 3 mesi a momenti che siamo fermi, stanno finendo, cioè non è che ci possiamo mangiare fuori tutto perché uno Stato ci fa chiudere senza una motivazione, al di là del Covid, perché dal momento in cui certe attività sono aperte, noi che siamo già da anni una legge che ci porta ad avere un'igiene totale nel negozio e un rispetto proprio della salute pubblica e nostra soprattutto, che ci lavoriamo 12 ore dentro ai nostri negozi, è una cosa che teniamo in considerazione, c'è una legge che ce lo impone comunque. Prima di chiudere, tanto per fare un po' di conti in tasca, rispetto ai 600 euro per chi è riuscito ad ottenerli, quanto bisogna pagare per gli studi di settore? Molto, guarda, gli studi di settore sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, si vede come in base ai consumi, i dipendenti e tutto, quanto vale un'attività, perciò non so dove si sono basati con 600 euro. Ecco, voi normalmente una stima quanto si paga di media? Per gli studi di settore? Sì, 3.000 euro? Sì, anche di più. Dipende dalle realtà. Più di 3.000 euro? Certo. Cioè, hai capito? Abbiamo come minimo 5-6 mila euro di costi fissi. Per 2 persone, scusate, allora se non riesco a girarmi, e allora sì, dicevano Francesco, un'attività con 2 persone, con 2 dipendenti, ecco, vede 4.000 e più euro di spese da pagare, da sostenersi per il titolare di questa attività. Quindi queste sono le rimostranze dei rappresentanti dei parrucchieri. Se non doveste riuscire ad ottenere risposte dal governo centrale, quale potrebbe essere? Quale sarà la vostra prossima mossa? Riguardo a cosa? All'apertura o a tutte queste richieste? All'apertura non lo so, perché tra un po' la buona educazione finirà, andremo a lavorare lo stesso, cioè a questo punto apriamo i negozi e lavoriamo con tutte le precauzioni del caso, perché non c'è motivo, cioè la gente ormai si sta muovendo tutta. Tu sei il parrucchiere di Noale che aveva aperto in piazza, vero? Ecco. La prima cosa che ho trovato è stata la visita di 2 pattuglie dei vigili e una della polizia. Fortunatamente sono stati coscienziosi e non hanno agito. Io ho dimostrato che si può lavorare in tutta sicurezza e in tutta tranquillità. Se non ci saranno risposte, come ho detto, sono disposto ad andare fino a Roma, con pettine e forbici. Andremo tutta la categoria e comunque se continuano a non sentirci ci obbligano a diventare tutti abusivi. Anzi, se non andrà in porto e non ci diranno come aprire, ci mettiamo tutti fuori con le nostre poltrone a fare una cliente alla volta e lo faremo comunque. Certo. Perché i soldi sono finiti e abbiamo bisogno tutti di mangiare.
E questo è quanto, Grazie, Francesca. Anna Maria. Quindi se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie mille, grazie davvero per questo collegamento. Del governatore. Assolutamente sì, grazie Anna Maria Parisi, grazie per questo collegamento. Questa protesta insomma che rispecchia anche quelle andate in scena in questi giorni nelle piazze di commercianti e artigiani che hanno consegnato simbolicamente le chiavi delle loro attività ai sindaci. Quello che chiedono è solamente di poter riaprire e di sapere soprattutto come devono riaprire e quali misure devono adottare per essere in regola al momento delle riaperture. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Tra una ventina di minuti torneremo a Marghera con la conferenza stampa del presidente Zaia. Intanto siamo stati proprio a Marghera con la collega Anna Maria Parisi che ci ha mostrato le immagini della protesta in corso da parte di parrocchieri arrivati da tutto il Veneto, e le loro voci, la loro rabbia chiedono naturalmente un sostegno economico per le perdite registrate in questi mesi di chiusura forzata, ma soprattutto chiedono di poter tornare a lavorare, chiedono di poter riaprire, di sapere in che modo. Ma questa è anche una richiesta che è arrivata anche dal mondo del commercio, dell'artigianato, dai ristoratori, baristi che chiedono noi dobbiamo riaprire il 1° giugno, speriamo anche prima, ma ci dicano in che modo, che strumenti dobbiamo acquistare, in che modo dobbiamo metterci in regola, fateci sapere in modo che possiamo provvedere. Quindi chiedono di riaprire, ma anche in che modalità dovranno aprire. Chi ha protestato oggi a Marghera, che sta protestando con cartelli, ma anche con bigodini, spazzole in testa, dicono siamo pronti ad andare a Roma, o meglio ancora di più siamo pronti a riaprire mettendoci fuori dalle nostre attività con un cliente alla volta per dimostrare che è possibile lavorare in piena sicurezza. Dunque insomma vari fronti della protesta in Veneto, un Veneto che spinge per la riapertura totale. La fase 2 è iniziata da 2 giorni, si spera che il comportamento dei cittadini premi i sacrifici di questi mesi e si possa poi vedere un ulteriore allentamento delle misure. Intanto sulle erogazioni pubbliche concesse alle imprese nella fase 2 si accende il faro delle prefetture per prevenire i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata. Con una circolare inviata dal capo di gabinetto del Ministro dell'Interno Piantedosi si sottolinea l'esigenza di assicurare una tempestiva erogazione delle risorse per le imprese, senza però sacrificare le ineludibili necessità di prevenzione amministrativa antimafia, particolarmente avvertite in questo momento storico. Proprio per questo è stato firmato un protocollo che impegna l'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze a collaborare per impedire il beneficio di qualunque utilità di fonte pubblica a vantaggio di un'impresa di odore di condizionamento mafioso. Previsto che nel caso venga rilasciata un'interdittiva antimafia, il soggetto finanziatore provveda all'immediata revoca di contratto di finanziamento e siano avviate le iniziative volte al recupero anche forzoso del credito. Dunque torna questo rischio di infiltrazioni della criminalità in questo momento di passaggio, in questo momento così delicato. E poi sempre per il disegno di legge di maggio, il Premier Conte incontrerà domani mattina i rappresentanti del mondo imprenditoriale, lo si apprende da fonti di governo. Prima abbiamo sentito il senatore Ferrazzi che ha parlato di intervento necessario anche sul settore turismo, ha parlato di incentivi per permettere ai cittadini di andare in vacanza e di sostegno naturalmente a quel mondo imprenditoriale che sappiamo avere un peso molto importante in Veneto legato proprio al settore del turismo. Settore di turismo che in estate è uguale alle spiagge. Abbiamo in collegamento il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Grazie per la disponibilità. Allora sindaco, un settore del turismo, insomma il suo comune ospita una delle spiagge più popolate in estate, Bibbione. E come vi state attrezzando per questa estate che ha ancora tanti punti interrogativi? Allora intanto, se mi permette, spendo anche 2 parole come presidente dei sindaci della Costa Veneta, ma anche come coordinatore nazionale del G20 che raccoglie le 20+6 spiagge
più importanti d'Italia, che insieme rappresentano 70 milioni di presenze turistiche. Proprio ieri abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario al turismo e alla cultura, onorevole Bonaccorsi, spiegando quali sono le nostre problematiche. Il problema vero oggi è che non c'è un protocollo sanitario che ci dica come dobbiamo organizzare la spiaggia, un albergo, una piscina e quindi quali condizioni devono verificarsi. Questo associato al fatto che non abbiamo ancora una data di partenza di questa stagione turistica 2020, che sappiamo già essere sicuramente ridotta, sicuramente sottotono, ma ci servono questi due elementi per prepararci ad accogliere in maniera sicura e anche per una gradevole vacanza, nonostante quanto sta accadendo, i nostri turisti. Su questo purtroppo non abbiamo avuto risposte. Le città balneari sono pronte, il concetto chiave delle distanze sociali, cioè la distanza che serve per far sì che eventuali contagi non si diffondano, noi siamo in grado di garantirla, siamo in grado di garantirla in spiaggia, in un albergo, in un ristorante, in una piscina, eccetera. Abbiamo altresì detto che se vi serve pragmaticamente anche degli esempi, non dico dei consigli, per carità, hanno tantissimi esperti che ci stanno lavorando, comunque noi siamo pronti. Al che è stato risposto che devono osservare prima che cosa accade alla curva epidemiologica dopo che hanno aperto a circa 4 milioni e mezzo di operai. Comprendiamo questa cosa, ma diciamo lavorate sul comparto turistico balneare, perché è un PIL importante per il nostro paese, ma soprattutto anche perché abbiamo migliaia e migliaia e migliaia di lavoratori che non ricevono la telefonata per iniziare il lavoro. L'estate è già arrivata di fatto e non possiamo permetterci di non fare qualche mese di stagione, con tutte la sicurezza sanitaria che ci verrà chiesta. Ecco, questa è un po' la nostra posizione. Può spiegarci brevemente quello che è questo piano, chiamiamolo così, di ripartenza che voi siete pronti a condividere con il governo per un'estate sicura sulle spiagge? Le faccio un esempio per tutti, che potrebbe poi appunto replicarsi in tutte le città. Partiamo dalla spiaggia. La spiaggia è un luogo di promiscuità, è un luogo sicuramente di incontri, è un luogo di gioco, eccetera. Ebbene, noi abbiamo intenzione di distanziare gli ombrelloni di sdraio a una distanza tale per cui la famiglia sta tranquillamente al proprio posto, avendo molto più spazio rispetto agli anni precedenti. E quindi può essere evitata tranquillamente il contatto con altre persone. Ma dirò di più, intendiamo applicare lo stesso criterio anche nelle cosiddette spiagge libere, mettendo cioè dei segnaposto, magari anche numerati, di modo che possiamo risalire a colui che lo occupava anche il domenicale per eventualmente delinearne la tracciabilità, se questa ci dovesse essere richiesta per qualche motivo sanitario. Abbiamo intenzione di limitare al massimo lo spazio gioco collettivo, perché questa stagione non sarà delle grandi partite di calcio in spiaggia o dei grandi tornei, sarà una vacanza all'insegna della tranquillità, però finalmente di respirare l'aria del mare, di stare con la propria famiglia in serena tranquillità. La stessa città si modificherà in tal senso, cioè gli spazi per i ristoranti si amplieranno molto. Noi concederemo con ogni probabilità a titolo gratuito ulteriori spazi pubblici per far sì che la distanza sociale venga rispettata. La stessa cosa vale per gli alberghi. Gli alberghi sono dei grandi professionisti, gli albergatori che hanno già dei protocolli sanitari proposti loro stessi alle ASL di competenza, che dovranno essere fatti propri del Ministero della Salute, e quindi siamo in grado di organizzare anche questa azienda albergo o azienda diciamo ristorante o azienda produttiva in genere nel pieno rispetto delle condizioni sanitarie necessarie. Quindi ci pare strano, voglio dire, quantomeno originale,
che di tutti i protocolli che sono stati fatti in Italia, cioè c'è stato fatto uno addirittura perfino per la Ferrari, no? Ho visto sul telegiornale come tutti voi. Ebbene, è che non si sia pensato fino adesso a un comparto turistico che ha migliaia e migliaia di imprese e migliaia di lavoratori. È un po' questo il fatto che ha lasciato maggiore rammarico, ma speriamo che con la nostra pragmaticità e la nostra incisività di poter velocemente porre rimedio a questa lacuna governativa. Pensa che venga considerato meno importante rispetto ad altri settori il turismo, nonostante, ripetiamo, abbia un'incidenza sul PIL molto importante in Veneto, ma in tutta Italia? No, non penso questo. Noi pensiamo in realtà che, essendo un'azienda complicata da governare, no? Perché il fatto di essere sulla spiaggia, di essere liberi, non è una fabbrica dove si fa un qualcosa a catena, sì, voglio dire, è una cosa molto più complessa da governare, ma non per questo dobbiamo rinunciare o partire già svantaggiati. Affrontiamo il problema. Io credo peraltro che dopo questi mesi di chiusura in casa, di isolamento, no? Eccetera, ci sia forse anche bisogno un po' di respiro, un po' di aria aperta, la brezza del mare, insomma tutte queste cose gradevoli che ci come dire, animano anche lo spirito, no? oltre che la mente. E quindi credo non che abbiano voluto lasciarci in disparte perché valiamo poco, ma perché siamo complicati da gestire. Ma, ripetiamo, noi siamo pronti, noi e anche gli imprenditori. Qualcuno si pone il problema, lo dico perché ci sono arrivate delle telefonate anche in redazione, di come, allora, se sembra ormai chiaro che saranno accessi alle spiagge a numero chiuso su prenotazione, o comunque insomma si studierà un accesso ben mirato per evitare anche assembramenti eccetera, qualcuno si chiede: e quando si va a fare il bagno in che modo si entrerà in acqua? Se è sicuro che sulla spiaggia il distanziamento è certo, perché verranno messe delle postazioni, come lei ha spiegato, in acqua è un po' meno facile far rispettare queste misure. Io devo rifarmi comunque alle parole dei virologi, ma anche dei politici, eccetera. Se non puntiamo sulla responsabilità personale, tutto viene a saltare. Da ieri, le faccio un esempio, da ieri sono stati aperti tantissimi cantieri, anzi tutti i cantieri edili in Italia. Io a Bibione, come altre città balneari, abbiamo centinaia di persone, forse qualche migliaio, sicuramente più di qualche migliaio in tutta la costa veneta, e anche lì, se gli stessi operai non osservano i codici sanitari, i protocolli sanitari che sono previsti e ben chiari, allora salta tutto. La stessa cosa deve valere in acqua, insomma, no? Se io sono con la mia famiglia, nulla question, no? Convivo tutte le ore del giorno con loro, quindi non è un problema. Devo cercare con la piena ragionevolezza di non entrare in contatto ravvicinato con altri, per rispetto nei propri confronti, ma anche e soprattutto nei confronti degli altri. È una questione di educazione, sai? Io credo, guardi, le faccio un esempio. Noi abbiamo sperimentato per primi in Italia, forse anche per primi in Europa, la spiaggia senza fumo. Cioè in tutto il litorale di Bibione non si può fumare. Se tu vuoi fumare, vai alle spalle degli ombrelloni vicino alla pista ciclabile, quindi a nord della spiaggia, e solo lì puoi fumare. Ci è voluto un po' di tempo, ma la cosa bellissima che è stata è che non c'è stato bisogno di fare chissà quante sanzioni, non c'è stato bisogno di essere duri, di essere incisivi, la gente tranquillamente andava nelle aree di fumo, anzi molti hanno anche rinunciato, così hanno detto approfitto per non fumare in questo periodo di vacanza. Quindi forse sottovalutiamo il senso di responsabilità delle persone, in cui invece noi contiamo in maniera totale. Bisogna avere più fiducia sui cittadini e sulla responsabilità fondamentale, poi tra l'altro in questa fase. Sindaco, avete altri incontri con i rappresentanti del governo nei prossimi giorni? Sì, noi abbiamo chiesto addirittura anche al Premier Conte di avere un incontro in videoconferenza, ovviamente tutti così saranno gli incontri. Giovedì abbiamo un incontro con il sottosegretario Barretta, sottosegretario all'economia, perché accanto alle questioni sanitarie ci sono le questioni economiche. Peraltro, oltre alla condizione delle imprese e dei lavoratori, noi chiederemo anche
come dire, la visione del sottosegretario per quanto riguarda i bilanci comunali, perché se i comuni, come giusto sia, devono dare una mano alle imprese per quanto possono sulla Tari, sull'occupazione del suolo pubblico, fin quanto possono anche sull'IMU, pochissimo peraltro sull'IMU, per fare stare in piedi il bilancio comunale come di qualsiasi altra azienda abbiamo bisogno che il governo ci dica qualcosa in più. Quindi è un altro elemento importante questo che si affianca all'economia privata, quello dei bilanci comunali. Assolutamente. Un'ultima battuta, Sindaco. Qualche suo collega, sempre del litorale veneto, aveva così avanzato quello che sarà il problema, o almeno il turismo. Pensiamo che le vacanze inizieranno un po' più in là rispetto a quanto siamo abituati, per cui giugno ormai si pensa che se ne andrà e quindi si partirà, ci si augura, da luglio. Per recuperare il tempo perso qualcuno proponeva di andare avanti anche a settembre, tempo permettendo, e quindi la richiesta di far slittare l'inizio delle scuole, visto che si parla di un inizio anticipato a settembre, di far slittare la richiesta all'inizio delle scuole, o magari di fare una settimana corta e quindi fino a giovedì, per permettere alle famiglie di fare un lungo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, approfittando quindi delle località che abbiamo a portata di mano. È una proposta che resta sul piatto? Assolutamente sì. Noi comprendiamo il fatto che, essendo state sospese le lezioni per le scuole di ogni ordine e grado per più di 2 mesi, si debba in qualche maniera recuperare. Attenzione però, i genitori che dovranno fare la stagione non lo faranno o la faranno molto corta, quindi dobbiamo trovare una mediazione tra la necessità dell'istruzione e quella dell'economia familiare. Allora diciamo, se non sarà possibile spostarla interamente ad ottobre, perché ricordo che il mese di settembre è un mese bellissimo per le vacanze, soprattutto per i bambini, per i ragazzi, è un clima gradevolissimo, le giornate sono perfette, accoglieteci almeno la settimana corta, cioè facciamo scuola fino a giovedì, dopodiché venerdì, sabato e domenica chi può e chi vuole faccia una vacanza breve. Mi sembra una mediazione alta, interessante, lo fanno già in alcuni paesi europei, quindi nulla di scandaloso, e ci aiuterebbe molto perché noi abbiamo perso, lei dice di cominciare a luglio, io spero di cominciare invece molto prima, tanto è vero che noi al governo abbiamo detto guardate che se non ci date indicazioni noi il 1° giugno intendiamo partire. E quindi lavorate affinché il 1° giugno si possa partire. Con calma, sicuramente sottotono, ci rendiamo conto tutti, ma non si può ancora andare oltre, non si può andare oltre. Quindi questa che lei ha detto e ha sentito bene da altri miei colleghi, è partita la proposta della settimana corta, è un'ottima soluzione, ma proprio per l'economia familiare e quindi complessivamente del nostro paese. Avere il bambino a scuola che parte a settembre, lei pensi solo in alcune regioni d'Italia far andare i bambini a scuola il 1° settembre? Nelle regioni del centro-sud Italia, cioè con 30 gradi noi facciamo andare i bambini a scuola perché dobbiamo recuperare. Facciamo invece intelligentemente un programma di lezioni diverso, connaturato a questa pagina di storia che stiamo vivendo, e comprendiamo tutti che siamo tutti nella stessa barca, e quindi essere nella stessa barca significa prendere decisioni un po' assieme, aiutandoci a vicenda. Grazie mille, grazie al sindaco di San Michele a Tagliamento, Pasqualino Codognotto, con il quale torneremo a collegarci nel fine settimana per capire anche gli esiti del risultato dell'incontro con il sottosegretario Baretta. Grazie sindaco e buon lavoro intanto, grazie. Grazie anche a voi a e risentirci. ai telespettatori. Grazie, a presto, grazie al sindaco Codognotto. Dunque insomma l'avete sentito, se non ci arrivano risposte noi dal 1° giugno partiamo, quindi siamo pronti, insomma il litorale veneto è pronto, freme per riaprire ombrelloni, sedie a sdraio con tutte le accortezze del caso, quindi con tutte le misure che sono necessarie per garantire un'estate sicura, ma per garantire anche al settore del turismo di ripartire e di rimettersi in piedi e di cercare per quanto possibile di recuperare quanto perso in questi mesi di lockdown. Sappiamo, viste anche le giornate che ci sono state in queste ultime settimane, giornate primaverili, come in tempi normali si sarebbero già affollate le spiagge del litorale veneto, rimaste invece vuote proprio per le misure di contenimento dell'epidemia.
Intanto, a proposito di contributi economici, sono destinati a salire ad oltre 3 miliardi i fondi per la sanità nel decreto di maggio. A quanto si apprende dopo il vertice di governo della scorsa notte, una cifra non sarebbe stata ancora definita, ma per il sostegno alla sanità e il rafforzamento dei Covid hospital, che ricordiamo rimangono dei punti fermi, anche se pian piano si sta tornando alla normalità in quelli che erano gli ospedali Covid center individuati, però resteranno sempre dei posti letto disponibili, perché, come detto e come dobbiamo ribadirlo, il virus non se ne andrà così facilmente, continueremo a conviverci, resterà tra di noi e quindi i Covid hospital restano dei punti fermi insieme ai tamponi, a tutte quelle altre misure, quell'artiglieria di cui ha parlato il presidente Zaia, che si sta mettendo a punto nelle sanità venete per affrontare quella che potrebbe essere una recrudescenza in autunno, restano, e quindi appunto arriveranno dei fondi anche per rafforzare i Covid hospital. I fondi dovrebbero passare dai 2,5 miliardi originariamente previsti ad oltre 3 miliardi, quindi ossigeno dal disegno legge di maggio anche per la sanità. Abbiamo detto come vada avanti il lavoro del governo per questo disegno di legge, capiremo poi anche quelle che saranno le misure anche proprio per il turismo. L'abbiamo sentito anche dal senatore Ferrazzi, lo ha ribadito anche il sindaco Codognotto, un settore che sta avendo gravi ripercussioni dal punto di vista economico. Poi vi anticipo già che dopo la conferenza stampa del presidente Zaia ci collegheremo prima con il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, un po' per fare il punto di quelle che sono le istanze che proprio le province, l'UPI, ha avanzato al governo, sia per quanto riguarda le imprese ancora chiuse, quindi settori ancora chiusi come appunto commercianti, artigiani. Abbiamo visto la protesta dei parrucchieri fuori dalla Protezione Civile di Marghera, ma anche sul fronte scuole, proprio perché c'è stato un incontro tra gli enti locali e il ministro Azzolina per vedere anche gli interventi sull'edilizia scolastica che potrebbero rendersi necessari per una ripresa dell'anno scolastico a settembre. Quindi faremo il punto, e poi proprio sul fronte turismo ci collegheremo anche con il presidente del CAI del Veneto per parlare. Abbiamo parlato di turismo al mare, di turismo in montagna, e per capire insomma cosa ci aspetterà sul fronte turismo anche in montagna. Ecco, è arrivato il presidente Zaia a Marghera. Ci colleghiamo quindi con la sala della Protezione Civile. Entrate. State con la mascherina, entrate. Siccome siete pagatori di tasse, è anche a casa vostra. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Oggi abbiamo una giornata intensa di attività, per cui cercherò di andare anche veloce. Un saluto a tutti i presenti e a coloro che sono in collegamento. I tamponi sono 392.000, sono quasi 9.000 tamponi in più rispetto a ieri. Quindi stiamo andando verso i 400.000 tamponi, un numero pauroso, quindi grazie a tutti gli operatori, perché dire è una roba, farlo è un'altra. I positivi sono 18.402, sono 29 in più rispetto a ieri. Devo anche dire che sono quasi nulla, oggettivamente. Considerate che noi andiamo, scusate, a fare tamponi soprattutto in condizioni dove c'è focolaio, quindi case di riposo, dei microfocolai che magari ci sono ancora in maniera residuale, quindi non sono tamponi fatti indiscriminati per degli screening ad ampio raggio, per cui sono tamponi anche mirati. I ricoverati, no scusate, forse è un altro dato che volevo darvi, eccolo qua, sì. In isolamento abbiamo 6.353 meno 426, cioè sono uscite dall'isolamento in una giornata solo 426 persone. Quindi abbiamo visto i positivi più 29, dall'isolamento ne escono 426. I ricoverati sono 1.024, meno 32, ci avviciniamo alla rottura della soglia dei 1.000. Le terapie intensive sono 98, meno 1 rispetto al bollettino di ieri sera.
I dimessi sono 2743, più 40, sempre riferito al bollettino di ieri sera. I morti sono 1207, più 13, il totale è 1545. I nati sono 90, abbiamo ripreso, abbiamo capito che fine settimana c'è qualche problema. Giustamente come dice l'assessore Bottacin, che è uno preciso, dice ma hanno i parti programmati. Sarà così, no? L'assessore Lanzarin alla salute ce lo conferma. Allora, 4 piccolissime informazioni, questa ve la do alla fine. Allora, scusate, abbiamo quasi 37.000 donatori, 57 milioni di euro. Ringraziamo l'agraria De Vido di Roncade, che giustamente tutti parlano di pulcini e loro sono preoccupati del cibo per i pulcini, ci hanno mandato i sacchi di mangime. Daremo da mangiare un allevamento intero e quindi speriamo che Federico li faccia nascere tutti questi pulcini. Poi vi dirò anche cosa faremo dei pulcini, ma ve lo diremo quando nascono, per scaramanzia. E inoltre volevo fare ancora 2 comunicazioni. Voi sapete che abbiamo messo all'asta l'uovo. L'uovo sono 30.000 euro e sono delle risorse che destineremo a una realtà caritatevole, come abbiamo detto, no? Abbiamo detto in quell'occasione, quello era un uovo che avevano regalato a me, ho detto lo mettiamo all'asta, ma c'è il secondo classificato nell'uovo che ha fatto una donazione, penso di una ventina di mila euro, quindi sono 50.000 euro ha reso quell'uovo, e poi c'è chi a concorso non è riuscito a portarselo a casa, che è l'associazione veneta allevatori Luca Bernardi, che però dice non avrò comprato l'uovo, ma anche io faccio il versamento, sono altri 15.000 euro, quindi quell'uovo vale più o meno 60-70.000 euro. Passerà come alla storia come l'uovo più costoso della storia. Ultima roba, facciamo gli auguri di buon compleanno a una bimba di 5 anni che purtroppo, di 4 anni, a Gioia Rivan, che purtroppo non potrà avere il regalo per ovvi motivi comprensibili, e le facciamo gli auguri. Compie 4 anni, bella età. E 2 considerazioni, passo la parola a voi, sono relative agli spostamenti. Abbiamo fatto un'analisi, voi sapete che le facciamo in tempo reale, sostanzialmente gli spostamenti lunedì 4 maggio, cioè ieri, sono stati di 4.800.000 spostamenti e siamo in linea, scusate, hai un bicchiere d'acqua per favore? Sì, grazie. Siamo in linea con gli spostamenti del 9 marzo, quindi pre-lockdown e pre-misure diciamo di restrizione. Questo dà una dimostrazione che praticamente rispetto, poi vediamo lo studio, rispetto alla punta più bassa, diciamo al lockdown, quello più importante che abbiamo avuto, abbiamo ieri registrato un più 61% di traffico. Se prendiamo il picco più basso di movimentazioni e lo confrontiamo con l'apertura di ieri, si va a più 61%. Del resto penso che chi gira per le strade può tranquillamente dichiarare che per noi è quasi normalità. Purtroppo dico quasi perché ci sono delle categorie ancora che soffrono. E dico anche che rispetto ai dati epidemiologici che abbiamo, noi è dal 10 di aprile che abbiamo i dati in calo. Sappiamo che bisogna mantenere sempre la guardia alta, però è pur vero che ci sono delle categorie, so che l'assessore questa mattina sono qui e sono le signore che sono qui, il tema delle parrucchiere, dell'acconciatura in generale, le estetiste, coloro che comunque si occupano dei servizi delle persone che ancora non hanno, e non dimentichiamo gli negozianti, cioè il mondo del commercio, che ancora sono chiusi. Allora voi sapete che noi non possiamo aprirle, cioè non c'è base giuridica, se lo facessimo durerebbe come una stella cadente l'ordinanza, e credetemi, ve lo dice uno che ha dimostrato in
in molte occasioni di avere il coraggio di fare anche delle scelte controcorrente, e dall'altro c'è anche da dire che si rischia di mettere nei guai le persone. Però stiamo lavorando e ragionando col governo affinché le date che si sono ipotizzate ad oggi, che sembra la data, diciamo, limite sembra essere oggi il 18 maggio, siano anticipate. Questo è un ragionamento che stiamo facendo. Siamo anche convinti di un fatto che potrebbe essere l'occasione, e ho visto che il Ministro Boccia ha fatto un'apertura anche rispetto a questo, di dare le competenze in maniera differenziata, no? In maniera tale che le regioni se la vedano i propri territori. Se è pur vero che noi siamo i responsabili della salute dei cittadini, la sanità è in capo alla regione, al Presidente della regione, è altrettanto vero che si desume che il Presidente della regione con un'ordinanza possa decidere se aprire o non aprire. Allora, io non ho trovato operatori, parlo delle parrucchiere, parlo di barbieri, estetisti, non ho trovato operatori che mi dicono io voglio fare la mia attività come prima, non rompetemi le palle. Cioè, e sono i veneti che sono inventati la mascherina adesiva, tanto per citarne una. Cioè, tutti noi abbiamo la coscienza della messa in sicurezza, però siamo anche convinti del fatto che nel momento in cui l'operatore ha la sua protezione individuale, cioè la mascherina, e diciamo il cliente ha altrettanto la sua protezione individuale, la mascherina, noi siamo convinti che questo sia più che sufficiente per garantire la salute di entrambi. E ve lo dico perché lo ricordo tutti i giorni, lo ricorderò alla nausea, e dei 10.000 medici che abbiamo testato nei nostri ospedali, nei 68 ospedali del Veneto, ne viene fuori che nonostante lavorassero in prima linea, fossero e siano al fronte, il loro rapporto di lavoro fosse con malati di coronavirus, l'infezione è stata dell'1,3%. Cioè significa che se noi avessimo portato gli stessi operatori dall'acconciatore e il cliente fosse stato un coronavirus sintomatico, avremmo avuto, utilizzando dispositivi, nei parrucchieri l'1,3% di contagi. Questo dice la storia. Ma siccome i clienti dei parrucchieri non sono pazienti coronavirus sintomatici e comunque utilizzano le mascherine, io penso che si possa ridurre in maniera infinitesimale il rischio di contagio. Capite che poi qua ci vuole buon senso in un paese che purtroppo è l'ufficio complicazioni e affari semplici. Stiamo lavorando su questo fronte. Capisco la tragedia che stanno vivendo molte di queste categorie, e io spero si possa portare a casa l'obiettivo di avere le regioni delegate a decidere nei propri territori. Non è che voglio parlare ancora di autonomia, però anche questa è una forma di autonomia che potrebbe essere utile, visto e considerato che abbiamo capito che le diverse regioni hanno avuto risultati e servizi erogati per la tutela della salute diversi da regione a regione, perché ogni regione ha la sua storia sanitaria, ha le sue scelte sanitarie, per cui penso che questo sia assolutamente importante ricordarlo. Passerei la parola alle domande. Allora andiamo come sempre in un ordine da sinistra verso destra. Non restate in piedi, accomodatevi. Diamo la parola a Todato. Chi alza la mano? Grazie. Buongiorno Presidente. A proposito di questa interlocuzione che c'è con il governo, con il ministro Boccia, potrebbe dirci qualcosa di più, nel senso che parrucchieri, barbieri, estetiste sono la categoria che ristoranti, bar. Ecco, ristoranti, bar. Potrebbe aggiungere qualche dettaglio circa le possibilità reali e la gamma di queste tipologie, insomma, perché credo che sia un problema molto, molto avvertito. L'interlocuzione con il governo è assolutamente, come si può dire, serena, nel senso che il governo conosce la nostra posizione, non vogliamo essere degli irresponsabili, questo è bene ricordarlo, cioè il virus c'è e bisogna fare in modo di non prenderselo sto virus. E quindi approfitto per fare l'ennesimo appello, che non vorrei che qualcuno considerasse una roba di routine, ma se non vi mettete la mascherina vi aspettiamo alle porte dell'ospedale. Se non vi mettete la mascherina, che è il dispositivo base, cioè finisce che qualcuno arriva in ospedale. Purtroppo non c'è un microchip per controllare l'utilizzo della mascherina, perciò avremo anche il diritto di dire non l'hai utilizzata,
ti vai a curare dallo stregone che ti ha detto che non serviva a utilizzarla. Guardate, io sono andato anche ieri, adesso si arrabbieranno, sono andato anche ieri sera a fare una corsa in mezzo ai campi, ho trovato gruppi senza mascherine. A me sono concesso che, visto il numero delle persone, non fossero conviventi, perché a parte il fatto che bisogna anche tra conviventi uscire e portare la mascherina se si va all'aperto, però uno potrebbe dire ma sì, ma siamo in un nucleo familiare, però se incroci qualcuno non hai la protezione, però non si fa così. Allora la posizione è chiara, è quella di pensare di avere più possibilità e quindi più discrezionalità nel decidere. Guardate, quello che abbiamo fatto noi fino ad oggi, cioè le ordinanze nelle pieghe del DPCM non sono una contrapposizione, ma sono una giusta interpretazione. Qualcuno mi dice, ma perché parli dell'abito sartoriale? Ma perché dico che il governo col DPCM ci dà un pezzo di stoffa, dopodiché ogni regione è giusto che la modelli, faccia in modo di cucirla in maniera tale che venga fuori un abito su misura. Vi faccio un esempio, la navigazione in Piemonte non è che è un problema, o in altre regioni continentali, no? Ma in Veneto per noi navigazione bisogna ricordare a qualcuno che significa andare a scuola col barchino a Venezia, andare a fare la spesa, andare dal medico, fare tutte quelle attività che di solito uno fa a piedi, in bicicletta, in macchina o quant'altro. Quindi ci sono dei temi e uno dei temi è anche quello di affrontare le aperture per quelle attività che ancora sono chiuse. Guardate, io penso e spero che si possa trovare una soluzione, anche perché attendere ancora a lungo diventa difficile, fermo restando che i dati epidemiologici e l'evoluzione della malattia ci deve dare conforto, perché se cominciamo a vedere le terapie intensive che si incrementano in maniera importante vuol dire che qualcosa non sta funzionando, e purtroppo non sarà solo chiusura per chi è chiuso, ma anche per quelli che sono già aperti. C'è questo rischio. Ecco, se posso, poi cedo la parola ai colleghi. Sempre sul fronte delle tipologie, gli albergatori delle zone termali chiedono se è possibile utilizzare le piscine per i clienti. Domanda bis, e concludo, a proposito di trasporti, qualcuno fa notare che la presenza di passeggeri in piedi sui bus aumenta di fatto il numero delle persone a bordo, che non vengono calcolate nei posti a sedere, però fanno numero. Sì, allora, negli autobus, premesso che hanno stabilito queste regole, io dico, nel momento in cui tu metti regole devi mettere col buon senso e capire che nel momento in cui le metti devono essere rispettate. Secondo me nel trasporto pubblico locale sono state messe delle regole per cui il sistema prima o poi imploderà, perché è inevitabile. Pensate alla riapertura delle scuole, tutto il paese a regime, come possiamo pensare di avere il triplo degli autobus e il doppio dei treni? Cioè, neanche se li ordini oggi te li mandano. E quindi c'è un tema proprio di materiale che non abbiamo. Per cui io avrei dato molta più importanza a dispositivi di protezione individuale, che sono quelli la vera sfida, di avere l'obbligo dell'utilizzazione del dispositivo. Peraltro negli autobus si vede. Dall'altro però vorrei dire una roba, in tutto questo contesto poi c'è il tema in generale del rispetto delle regole. Guardate che il rispetto delle regole è fondamentale, noi siamo molto preoccupati di questo, siamo molto preoccupati di questo. Anche questa mattina abbiamo fatto una riunione con i direttori generali delle ULSS, scusa se approfitto della tua domanda, è stata una riunione importante per dire e per spiegare, e dovremmo dirlo sempre di più ai cittadini, che la gestione dell'ospedale sarà molto diversa da quella che conoscevamo noi, a parte che ci saranno pochissimi varchi di ingresso, a parte il fatto che bisognerà misurare la temperatura corporea, dare il braccialetto per l'ingresso, eccetera, tutte le robe che sapete, ma anche voglio già avvisarvi che si incentiverà sempre di più nel tempo la prenotazione per le analisi del sangue, per i prelievi e quant'altro, si incentiverà sempre di più la telemedicina, cioè i consulti si faranno anche con i nuovi dispositivi digitali. Sì. Abbiamo fatto la delibera stamattina come prestazione, cioè del fatto che diciamo, il primo colloquio o il colloquio necessario al medico lo si può fare qua, ove è possibile, ovviamente via Skype o via Zoom con le nuove tecnologie, e dall'altro gli orari. I più adulti si ricorderanno che una volta in ospedale si andava la sera alle 7
e poi c'era la caposala che diceva visite tutti a casa. Guarda, l'ospedale non è un luogo di happening, non è un luogo di incontro, è un luogo sacro dove dobbiamo tutelare al massimo la salute dei cittadini. Ormai abbiamo scientificamente dimostrato che alcuni focolai ci sono entrati da fuori. È brutto dirlo, ma è così. E quindi noi non possiamo mettere a repentaglio la salute dei nostri pazienti perché arriva una comitiva che deve far visita, che so, al compagno all'amico della compagnia degli scapoli ammogliati che si è fatto un'appendicite. No, non funziona così. Anche perché in ospedale in Veneto, vi ricordo, si sta di meno che in tutte le altre parti d'Italia. Abbiamo un tasso di ospedalizzazione medio di 5 giorni. Quindi mediamente tu non ci stai più di 5 giorni. Quindi non è che uno sparisce dalla faccia della terra. Cioè, a parte i casi cronici, a parte il coronavirus, ma mediamente questa è l'ospedalizzazione. E secondo me è importante che voi cominciate a darci una mano rispetto a questo nuovo approccio, perché sarà radicale e non sarà irrispettoso, non è un fatto di dittatura, di sadismo da parte di qualcuno, ma è un fatto di messa in sicurezza di quello che sono gli ospedali. Signori, se oggi progettassimo un ospedale, diciamola fino in fondo, nessuno si metterebbe in testa di progettare un ospedale con i negozi all'interno, o no? C'è qualcuno di voi che autorizzerebbe? Però abbiamo gli ospedali progettati con i negozi all'interno e addirittura con le manifestazioni c'erano vissuti in un'altra epoca, io non sto contestando, nell'epoca nella quale non conoscevamo le epidemie, erano vissuti come dei luoghi dove comunque c'erano delle grandi hall, no? Pensate agli ospedali che abbiamo, che creavano anche un momento di aggregazione. Non è così, l'ospedale deve essere come una caserma, solo per i pazienti, visite contingentate e sicurezza estrema per la salute, a tutela di tutti, di chi c'è dentro e di chi entra da fuori. Dimmi Filippo. No, questa domanda sulle piscine termali. Ah sì, scusami, le piscine termali. Guarda, prima di tutto il turismo ancora non è autorizzato, no? Cioè il tema dell'offerta turistica non è autorizzato, anche se in linea teorica, ma sto parlando sto parlando della confusione dei DPCM, perché quando un paese sceglie di normare tutto finisce che non norma nulla, no? Parrucchieri sono un esempio, però pensiamo che l'offerta turistica oggi è bloccata, però ci sono gli alberghi aperti e se uno va in un albergo termale è inevitabile che abbia tutta serie di servizi. Io sarei per autorizzarli. Allora, visto che c'è stata posta stamattina, la verifichiamo oggi velocemente e magari diamo una risposta con una FAC, quindi una risposta, quindi è attività autorizzata e che prevede anche l'utilizzo della vasca col distanziamento sociale e tutte le norme. Non ci vedo, ma partendo dal presupposto, lo dico perché ci ascoltano quelli delle piscine, partendo dal presupposto che l'albergo è autorizzato, solo per questo lo dico, però dobbiamo fare una verifica. Altro? Anna Maria Parisi, RTV Antena 3. Sì, Presidente, buongiorno. Allora, due domande, rifacendomi appunto alla questione delle piscine. Ci segnalano tanti telespettatori a proposito che non capiscono praticamente, in sintesi, il, diciamo così, protocollo burocratico con cui applicare questa norma. Per quanto attiene alle piscine condominiali, specie di Jesolo, di Caorle, e anche di considerati i costi cui dobbiamo sostenere, cui dobbiamo far fronte per poche persone, questa è una. E poi un'altra, ci segnala un settore edile di Venezia che domani apre, però ha un problema logistico con i suoi dipendenti da Pieve di Sacco. Ha chiamato Trenitalia, che non sanno come spostarsi da lì per raggiungere la sede a Venezia, perché Trenitalia non ha treni, non ha ottenuto risposte da Trenitalia, neanche da ATVO autobus extraurbani, e chiede come può fare per questo è un guaio, perché purtroppo interessa più persone, nel senso che abbiamo avuto anche altre segnalazioni. Purtroppo stiamo pagando anche la scelta di restringere i servizi per ovvi motivi, perché avendo il lockdown, cioè non è che c'erano mezzi. Adesso mi risulta che Trenitalia abbia in programma di rimpinguare le corse, però è un tema che affronteremo anche questo, cioè cercheremo di sollecitare. Per quanto riguarda le piscine, in generale le piscine dei centri sportivi sono autorizzate all'uso da parte di atleti che fanno agonismo ai diversi livelli, ovviamente sempre col distanziamento e rispetto di tutte le regole.
non sono aperte al pubblico, è un po' come i ristoranti, no? Qualcuno si è scandalizzato per la norma sui ristoranti, non sono aperti al pubblico, abbiamo semplicemente detto che se c'è un'impresa che riesce a fare un contratto con un punto di ristorazione a porte chiuse per dar da mangiare, che so, io ai suoi operai del cantiere, questo lo può fare. Per quanto riguarda le piscine condominiali, mi ha detto, è lì una scelta, intanto siamo in un luogo privato e quindi la piscina condominiale è come il parcheggio condominiale, come il giardino condominiale. L'utilizzo della vasca secondo me è possibile rispettando le regole, ovviamente relativamente ai residenti o a coloro che comunque hanno i proprietari di casa e che sono tutte, giustamente lui dice, l'ingegnere dice, siccome sono tutte seconde case non potrebbero essere abitate e quindi torniamo alla casella precedente. Ecco, perché sono magari comunque anche condominiali di residenti, in quel di Padova ad esempio. Se sono residenti sì, è risolto il problema, quindi puoi andare. Va bene, allora poi altre due domande ma magari le gira l'assessore Lazzarini. Sì, dopo, sì, grazie. Ciao, buongiorno. Questione voto, avete avuto altri colloqui col governo? C'è stata questa mattina, Massimo, l'audizione del presidente Totti. A questo punto abbiamo deciso di fare uno per tutti, onde evitare di fare la figura della pattuglia acrobatica, no? No, basta la voce di uno, tanto guarda, penso fra l'altro una posizione trasversale, la mia piuttosto che quella di De Luca o di Emiliano o degli altri presidenti. Sono 6 le regioni che vanno al voto, ricordiamolo. Noi restiamo convinti. Il Presidente Totti ha portato la posizione della estrema convinzione che il voto a luglio non sia una concessione ma sia un'opportunità in un paese nel quale si parla sempre di più del fatto che ci sarà un ritorno di fiamma del contagio. Considerate che l'attuale finestra prevista è a ottobre-novembre, il che vuol dire che se siamo in pieno contagio non si va più a votare. Peraltro, a differenza io sono per l'election day, vi preciso questo, a luglio per tutti, però considerate che le regioni, a differenza delle amministrazioni comunali che dovranno andare a voto anche loro, hanno qualche incombenza in più. Il tema dei bilanci, il tema della sanità, la salute è tutta gestita dalle regioni, per cui noi non possiamo trovarci in un clima elettorale con le terapie intensive, penso che sia irragionevole, per cui penso che buon senso, ma dal governo arrivano segnali incoraggianti in questi termini, sia quello di andare a votare a luglio, a mio avviso il prima possibile. Si parla di questa data del 12 luglio, penso che fatto salvo il parere della salute ovviamente è fondamentale, però il 12 luglio sia assolutamente una data affrontabile. Ma vi hanno dato risposte proprio sul 12 luglio? No, io ti dico qual è la nostra posizione. Il governo ha detto qualcosa? Il governo probabilmente punterà ad una finestra, quindi la finestra che dirà inizia dal 12 luglio al 25 di dicembre. Ma questo è già un cambio, se non sbaglio, rispetto a 2 settimane fa? Al momento non c'è cambio perché c'è il decreto col vecchio testo, però nulla vieta che in fase di conversione il governo decida di far presentare al relatore o presenti direttamente al governo un subemendamento, definiamolo così, per modificare il testo originario. Ha avvertito questa disponibilità? Io penso che si avverte e soprattutto penso che vada nell'ottica del buonsenso, della leale collaborazione tra le istituzioni. Cioè non è che le regioni possono farsi dare i compiti per casa, cioè, le regioni hanno dei loro statuti, possono fare le elezioni. Vi ricordo che le regioni hanno un'elezione diretta del presidente e di tutti i consiglieri, cioè si deve scrivere il nome sulla scheda. Cioè, a parte del presidente che dobbiamo metterci la croce sopra, però in senso positivo. Dipende, non faccio battute, evito di far battute, però sì, si sceglie la persona, no? Sia nel presidente che dei consiglieri. C'è qualcuno che sta proponendo, però io non sottoscrivo questa proposta, di eliminare le preferenze, e direi che sarebbe un insulto alla democrazia. Cioè noi cittadini amiamo eleggere anche i nostri rappresentanti, no? E vogliamo metterle le preferenze, non toglierle. Emiliano, sei Massimo finito. Presidente, buongiorno, torno sugli allenamenti se posso, porti pazienza. Sì. Il mondo dei Sapete cosa mi scrivono i cittadini di voi? Che fate sempre le stesse domande. Capisco. Me l'hanno già detto anche a voi, bene, però cercate di non farlo. Finimo questa storia.
c'è un po' di caos legato appunto agli allenamenti aperti alle piccole squadre di calcio, cioè quello che non si capisce è come si debbano svolgere, nel senso si possono ritrovare riunite le squadre ma sul campo da calcio allenarsi a 2-3 metri di distanza ma tutta la squadra insieme, o devono essere cadenzati? Se c'è distanziamento sociale, sì. Quindi tutta la squadra si può ritrovare in campo e allenarsi con il distanziamento. Io ho fatto il calcio, sono un disastro, però ho fatto il pulcino, no? Mi ricordo, è stata una stagione tragica, cioè è durata qualche mese. Però mi ricordo, ci mettevano sparsi, non c'era virus e ognuno palleggiava per i fatti suoi, cioè, ad esempio questa è una delle attività, oppure gli scatti, il tiro in porta, il dribbling con le palline. Ognuno si va a fare la doccia a casa propria e ciao. Senta, oppure vanno dentro uno alla volta e si fanno la doccia. Cioè, adesso c'è un buon senso, ragazzi, non arriva il detective a fare le indagini. Senta, io le chiedo anche un chiarimento sull'annullamento dell'ordinanza di domenica, insomma del 3 maggio rispetto a quella di ieri. È una segnalazione, nel senso, sa che io mi sono fatto un po' portavoce per il mondo dei fiori, dei fioristi e tutto. Le dico, è sorto un disastro, non c'era la parola fioristi, è sorto uno scontro, forse anche mi verrebbe dire politico, sgambetti vari, nel senso non c'è scritto, Zaia non lo ha scritto e quindi chiudiamo. Quindi adesso la partita è chiarita, ok? Ma non è stata revocata per questo, No, beh, certo, però... Noi non abbiamo revocato l'ordinanza, ho detto facciamone una sola, cioè perché due, ieri ne dovevamo fare una, ad esempio con alcuni aspetti, in aggiunta. Abbiamo ricopiato la prima e aggiunto gli aspetti in una ordinanza sola per evitare che i cittadini abbiano due ordinanze da leggere. No, il problema è che una parola che un giorno è scritta, poi scompare via. Vi svelo anch'io. Il mistero ve lo svelo io. Rimandava all'ordinanza che avevamo, per cui c'è stata la malinterpretazione da una parte di chi nostra nello stilare, dall'altra di chi la leggeva. E sono l'unico in Italia che fa l'ordinanza con i titoli, con i capitoli, nel senso che uno si va a scegliere il punto che gli interessa, più di così non so cosa farci, però è risolto il problema. Domenica i fioristi, le fiorerie possono aprire visto che è la festa della mamma? Sì. Sì, non è vietato, possono aprire tutte le domeniche. No, rimangono sempre, vede, gliele faccio queste domande. Ma i fioristi sanno che non è vietato. Perfetto. Non c'è nessun divieto. Se arrivo alla domanda è perché sono solo i supermercati chiusi la domenica e le ferramente, tutto il giro del brico, di queste robe qui. Grazie Presidente. Antonella Prigioni, poi passo alle domande dei giornali. Buongiorno Presidente, Buongiorno. Alla luce della riorganizzazione degli accessi agli ospedali, come si colloca la presenza dei familiari che fanno assistenza, che spesso insomma sono anche invitati a farla per seguire? Cioè può andare un assistente, certo. Quindi quella rimane come... Ma guardate, il problema non è chi fa l'assistenza o le attività che vanno fatte, il problema è spesso, diciamo... Sì, ma con questa scusa spesso c'è un flusso anche di varie persone, ecco. Guardate, a Conegliano, per dire, c'è stata una persona che dormiva sotto il banco della reception dell'ospedale. Troveremo un'altra soluzione per i meno abbienti, per coloro in difficoltà, ma non è che l'ospedale non deve essere vissuto così. E ve lo dico perché non funziona così, non è la stazione dei treni. E purtroppo colpa di tutti, cioè, abbiamo abbassato tanto la guardia in questi ultimi 20 anni, per cui l'ospedale è diventato una roba normale, vado a fare la spesa, dopo passo in ospedale, cioè non è così. Perché in ospedale devi mettere la mascherina, i guanti, l'igienizzazione, ti misuriamo la febbre, insomma è una roba seria, non possiamo mettere a rischio i pazienti. A posto. Vado con le agenzie e i giornali. Antonella Benazzato, Asken News. La prima domanda sulle elezioni la considero assolta Antonella perché ha già risposto. Le voci che la vorrebbero a Roma sono solo voci o c'è qualche progetto concreto? Ma tutte le elezioni mi vogliono da qualche parte, ma resto in Veneto, ovvio. Ma guardate, Sallustio, devo fare la citazione del giorno, adesso mi è venuto in mente. Sallustio diceva che non era Cleonte da Gela, Sallustio diceva che il sentimento che viene dopo la gloria è l'invidia. Quindi piantatela questa storia.
Cioè, piantatela questa storia perché ci crea solo problemi, perché noi dobbiamo governare questa regione che ha un sacco di complicazioni, è una regione complessa e non abbiamo tempo da perdere in distrazioni. Piero L, Giornale di Vicenza, domanda tecnica di quei ragazzi che lei ha citato più volte, che sono all'estero e non riescono a rientrare. Un gruppo di studenti vicentini in Erasmus a Parigi stanno cercando di tornare a casa, adesso avrebbero trovato un volo per Roma, ma si domandano, da lì possono poi tornare in Veneto? Sì. Se ha residenza? Assolutamente sì. Anche da Bruxelles stanno rientrando un sacco di giovani e vanno su Roma purtroppo. Io spero che voi giornalisti rivediate anche un po' la grande enfasi che avete fatto sulla fuga dei cervelli in tutti questi anni, no? L'esperienza all'estero è doverosa, magari l'avessimo potuta fare anche noi, no? Quando eravamo neolaureati o neodiplomati o da giovani. Noi facevamo un'esperienza all'estero che era cambiare provincia, funzionava così. Però è giusto anche valorizzare la qualità che c'è all'estero, ma c'è anche qui. Non può passare il concetto che chi resta qui è un fannullone e chi va all'estero ha capito tutto, e viceversa. C'è qualità che esce, ma c'è qualità anche che resta, perché sennò questo paese non cresce più. Facciamo figura dei paesi terzomondiali che sembra che tutto quello che è fuori dai confini è bello, però adesso tutti vogliono tornare a casa per farsi curare, si scoprono molte situazioni familiari che qualche genitore pensava di avere figli piazzati alla grande in giro per il mondo, poi magari si accorge che lavavano i piatti e sbarcavano a lunario con piccoli lavoretti. Insomma, guardate, noi abbiamo storie di tutti i tipi, quindi cerchiamo di riportare al centro la discussione in maniera pulita, anche sul tema dell'emigrazione. Angela Federina del Gazzettino, prima domanda: come valuta gli scenari di rischio disegnati dagli studi internazionali che ipotizzano un'impennata di casi se non saranno seguite le regole su distanze e dispositivi? Ma che hanno ragione, è inevitabile. Se ci fosse la giornata del bacio in Veneto, state tranquilli, dopo 10 giorni abbiamo gli ospedali con un'impennata di ricoveri. Cosa volete che vi dica? Funziona così. Cioè, a me preoccupa, a noi preoccupa, ne parliamo tutte le mattine, che ci sia qualcuno che sia convinto che è finita. E purtroppo, da un punto di vista anche, come si può dire, scenico, vedi traffico in strada, non vedi più quelle situazioni di desolazione, quasi inquietanti, angoscianti dello spopolamento. Vedi comunque belle giornate e c'è inevitabile che un po' le difese si abbassino, no? Seconda domanda, Angela mi scuserà, ma sulle elezioni per l'appunto abbiamo già detto. Domanda 3, cosa pensa dell'appello del professor Crisanti, del professor Ricolfi e di altri 150 cattedratici e uomini di Ateneo per tamponi di massa, magari finanziati dagli industriali? Ma guardate, è come chiedere a uno, ma vuoi bene alla mamma? Sì, alla mamma vuoi bene, senza offendere nessuno, c'è qualcuno contrario di voi ai tamponi di massa? No. I tamponi di massa hanno un problema, che non è solo quello del costo, che bisogna farli. Io vedo che la nostra macchina, lo sa il professor Crisanti, può arrivare, sì, possiamo pensare alle guerre stellari, ma poi fare 5 milioni di tamponi, vogliamo dire che ci mettiamo quanto? Prendiamo il Veneto, quanto ci mettiamo? Facciamo 100.000 al giorno? Ci mettiamo 50 giorni a farli tutti. Dopo 50 giorni può esserci uno scenario epidemiologico diverso da quello che abbiamo registrato. Io non sono il contrario, dico bene, bisogna avere una capacità di farli quotidiana, se no finisce che facciamo l'istantanea, come il fotografo fa un'istantanea e poi dopo un istante l'istantanea è già superata. C'è questo limite però, ok? Varrebbe la pena anche di spiegare, se si firmano questi appelli, più che altro per non far credere ai cittadini che ci sono quelli che hanno capito tutto e quelli che non fanno niente, di spiegare anche operativamente come si fa fare 5 milioni di tamponi in Veneto in maniera agile, veloce e con che tempistica, lo dico, ma lo dico non come polemica, il professor Crisanti ho sentito anche ieri, non sapevo neanche del documento, ma perché è giusto dare la giusta informazione ai cittadini. Quindi il mio appello è, quando si firmano questo tipo di appelli, bisogna dare anche la risposta a come poi diventare operativi. Guardate, noi facciamo 10-11 mila tamponi al giorno, non ci riusciamo a pieno, ma vedo la difficoltà.
ci vogliono operatori, ci vogliono trasporti, ci vogliono strutture e poi ci vuole tutta una macchina che va a processare i tamponi. Il professor Crisanti riesce a farne con la sua macchina che ha un potenziale di 9.000, ne fa 7.000. E neanche la macchina che ha dichiarato 9.000 riesce a farli tutti. Questa è la verità. E noi per fare i nostri 11.000, 12.000 quando va bene, abbiamo messo in rete tutte le microbiologie del Veneto, abbiamo portato più personale, ci facciamo i tamponi in casa, i reagenti ancora siamo lì che dobbiamo spingere per arrivare ai famosi 20.000 e i 30.000 del piano e i 50.000 se arrivano le nuove macchine. Giorgio Maravati, gente veneta, 3 domande veloci. La Svizzera senza lockdown ha avuto un numero di morti inferiore al nostro in rapporto alla popolazione. Cosa pensa del modello svedese che oggi l'OMS indica come modello per la fase 2? Modello? Per la fase 2. Svedese? Sì. A me risulta che in Svezia a una certa età non ti presenti neanche in ospedale, verificatelo, se quello è un modello che deve essere di riferimento mi compiaccio. No, guardate, verificatelo, mi ricordo di aver letto nella stampa straniera, non ricordo dove, che hanno le fasce di età oltre le quali non c'è il ricovero, verificatelo. A voi risulta che in Veneto abbiamo applicato questi modelli? Abbiamo dimesso dalle terapie intensive ultra novantenni. Io mi chiedo se avessero avuto la sfiga di essere nati in un altro paese, cioè non sarebbero mai stati dimessi, ma neanche mai presi in carico. Abbiamo circa 300 per il I 300, dice l'assessore Lanzarin, provenienti dalle case di riposo, che noi stiamo curando nei nostri ospedali e non sono dei ragazzi. Seconda domanda, quando potranno ripartire gli stage nelle aziende? In teoria per noi subito. C'è questo problema degli stage, perché si dice riapre l'attività, ma c'è una norma in un DPCM, non so quale, ormai mi sono perso, che dice che sono bloccati i tirocini in stage. E dice stride, no? Perché quindi noi stiamo anche approfondendo questo aspetto qui. Ultima domanda, aggiornamenti sul piano per riaprire i nidi materne in aiuto alle mamme. Dopo lascio la parola all'assessore Lanzarin. Risponde più tardi l'assessore. Scusate. La Nicolussi Moro, arrivo subito, scusate ma devo fare ordine perché ce ne sono una marea. Nicolussi, permettanate, ecco qua. Nicolussi Moro, Corriere del Veneto, continuano ad arrivare segnalazioni da pazienti affetti da lupus. L'ultima arriva da una trevigiana, rimasti senza farmaci perché utilizzati per la cura del Covid come la clorochina. Cosa si può fare per loro? Lupus eritematoso. Sì, me ne ha anche parlato oggettivamente. Fra l'altro mi ha parlato anche di una paziente che è in Svizzera, è una nostra cittadina. E ci dobbiamo attrezzare e capire come fare in modo che non ci sia, ma peraltro ne possiamo parlare con il dottor Mantoan perché il problema è un problema nazionale, quindi con AIFA questo deve essere un problema da risolvere. Una domanda a cui lei ha parzialmente già risposto, per la possibile apertura anticipata di bar, parrucchieri ed estetisti, lei sta ragionando quindi sulla data del 18 maggio? No, io dico che a noi sembra che il DPCM, come si dice, finisce la sua efficacia il 18 maggio, per questo motivo sarà una data limite, però è pur vero che se riusciamo a negoziare una sorta di forma di discrezionalità, di autonomia più che di discrezionalità territoriale, noi siamo disposti ad affrontare prima tutto questo tema ed è il tema sul quale stiamo lavorando. Sempre l'ultima domanda da Nicolussi, un aggiornamento sulle case di riposo. Facciamo con l'assessore Lanzarin. So che poi dobbiamo preparare per domani, no? Io ho una videoconferenza, posso andare? Basta ragazzi? Mirko Barbieri, giornalista di Verona, chiede la visita ai fidanzati, siamo sempre sui fidanzati, la visita ai fidanzati può ritenersi valida anche per i ragazzi di 16-17 anni, quindi minori, anche se non è possibile stabilire la vera stabilità di rapporto? Se dico io una roba così mi licenziano.
Direbbero subito, ma l'amore non ha età, prima roba. E qui rispondo così, l'amore non ha età. Le domande di Telenuovo, poi andiamo a chiudere, poi c'è il collega Basso e abbiamo chiuso. Martina Moscato di Telenuovo. Per chi ha la barca, valgono all'interno della barca le stesse regole dell'automobile, cioè si può viaggiare insieme solo se si è familiari o se si ha le mascherine? Yes. Yes. Fermo restando che bisogna giustificare perché tu hai delle persone in barca e siccome i motivi per spostarsi non sono quelli di andare in giro a spasso, la vedo dura di avere estranei. Lei ha dato il via all'attività sportiva anche agonistica purché individuale in centri sportivi sanificati. Anche il calcio veneto, ma lei ha già risposto, può ripartire a queste condizioni? Assolutamente sì. Almeno con gli allenamenti per non partire da zero. Chiudo col collega Domenico Basso che pone questa domanda: se oggi il governo dicesse che la regione può decidere sulle aperture e anche per le spiagge, lei che tipo di provvedimenti prenderebbe soprattutto per l'accesso agli stabilimenti? Messa in sicurezza minimale si apre. Io ho chiuso, adesso andiamo da destra verso sinistra perché qualcuno mi contesta l'orientamento di sala. Qualcuna domanda ancora? Io? Zennaro e poi... Presidente, mi arrivano da parenti di persone in RSA, in strutture per anziani. Si pensa, siccome vivono anche la solitudine oltre che chi è malato, eccetera, si pensa ad una possibile... Sì. Considerate che è un provvedimento che abbiamo adottato per mettere in sicurezza le strutture. Se voi pensate che nelle strutture RSA, che ricordo per il 75% non hanno avuto contagi, perché questa è la dimostrazione che poi... Quindi sarà ogni singola casa di riposo che deciderà se e quando aprire? Dovremmo stabilire anche delle regole. La data, avete idea di quando... Guarda, l'assessore Lanzarin ci sta lavorando, io penso a breve, ma guarda, di questo ne abbiamo parlato anche ieri, fra l'altro. È uno dei temi. Immagino che ci sono parenti che non si vedono fisicamente da più di un paio di mesi, però l'abbiamo fatto coscienti del fatto che sennò diventava... Già ci sono stati guai, pensate se non ci... Preparate un protocollo per gli ingressi, temperatura... Per le garanzie. Sì. Ok, grazie. Prego. Filippo Cosato, poi passiamo all'assessore Lanzarin. Sì. A proposito delle domande che si ripetono, oggi il Financial Times scrive in prima pagina che Luca Zaia è l'astro nascente della politica italiana. Lo scrive lui. È responsabilità sua. E poi fa notare un dato, questo è un dato oggettivo, dice che mentre il consenso del governatore del Veneto sale, quello del leader della Lega scende. Ne avete a sufficienza per scriverlo, servono dichiarazioni mie. No, voglio dire, è un dato oggettivo. Se no, sessione vostra. E poi io cito un giornale che non è proprio l'ultimo giornale d'Europa. Ma neanche il vostro. E sottolinea il fatto che questo offuscamento del ruolo di Salvini da parte di Zaia potrebbe creare delle turbolenze nella Lega. No, guarda, ve l'ho già detto ieri. Intanto stiamo parlando di sondaggi fatti in un momento particolare della storia di questo paese, che è quello del coronavirus. Guarda, uno dice, ma perché parli contro i tuoi risultati? Perché non me ne frega niente oggettivamente. Perché bisogna essere obiettivi quando si lavora e l'obiettività ci porta a dire che se guardate la classifica, guarda caso in testa alla classifica ci sono tutti coloro che si sono occupati di coronavirus, punto. Da Conte in giù ci sono tutti, diciamo, coloro che sono stati in prima linea. La politica ha un suo corso che è diverso dal coronavirus, la politica dibatterà delle sue robe, a me io non sono minimamente interessato. E ve lo dicevo anche in passato, lasciatemi fuori da ste manfrine che non me ne frega, cioè, delle quali non me ne frega niente. Ma oggi posso anche permettermi di dirlo perché ve lo dico da anni o no? Basta, no? Cioè, poi Sallustio lo diceva, no? Il sentimento che viene dopo la gloria è l'invidia. Quindi mi crea solo guai. Esiste, no? Sì, non l'ho letta sulle parole crociate, tranquilli. Se andava anche contro l'arma, pensa a te. No, perché chiedeva se fosse Sallustio o Sallustio. No, non ho detto Sallustio, ho detto Sallustio.
studiato, E tu hai fatto storia, no? No, ma parlavo di congiura. Ma tu hai fatto storia? Sì. Io direi che possiamo lasciare libero il Presidente. Grazie. E lasciamo la parola all'assessore. Grazie mille, lascio l'assessore. Buongiorno e buon lavoro. Buongiorno, grazie, altrettanto. Assessore, qui pongono appunto due temi, il collega Malavasi e la collega Nicolussi e anche l'ANSA, cioè in realtà tutte e tre chiedono da un lato un aggiornamento sulla situazione nei casi di riposo, l'ANSA in particolare se abbiamo dei dati su come stanno funzionando le USCA. So che tu avevi in animo domani di presentare dei dati. Sì, allora io direi i dati li diamo domani rispetto alle case di riposo con la tabellina insomma, che voi conoscete, in cui vedete perché domani dovrebbero essere conclusi tutto il giro di tamponi. Sapete che nell'ultimo dato che avevamo dato, lo screening è stato fatto su tutti, però c'era un mix tra tamponi e test rapidi. Con il dato di domani abbiamo la conclusione di tutti i tamponi, quindi anche in alcuni casi ripetuti. I numeri mi sembra che si attestano le percentuali su sempre le stesse percentuali tra ospiti e operatori. Io incontrerò anche, ho una videoconferenza oggi con URIPRA e UNEBA, le due associazioni appunto che raggruppano un po' tutte le strutture per anziani, per anche un po' fare il punto sulla situazione, capire un po' le problematiche e quant'altro, e anche per iniziare a trattare alcuni argomenti rispetto al futuro, perché è chiaro che se adesso stiamo affrontando l'emergenza sappiamo che è un'emergenza che durerà e quindi c'è bisogno di iniziare un percorso insomma con tutte le strutture. Per quanto riguarda la domanda di prima, ossia quella delle visite, ci stiamo ragionando perché siamo consapevoli che ci sono problemi anche sociali, umani, insomma ci sono persone che anche in un momento in cui purtroppo sappiamo gli operatori, alcuni sono positivi, quindi ci sono anche meno positivi, avere anche il familiare che va a trovare o ad assistere anche per alcune ore del giorno, insomma persone che sennò rischiano di rimanere da sole nel proprio letto, insomma, quindi anche da un punto di vista proprio dico morale e umano è chiaro che il rischio è ancora alto, quindi stiamo cercando di capire rispetto a protocolli cosa possiamo fare, fino a quanto possiamo spingerci, sempre dicendo che come si diceva per gli ospedali le RSA sono uguali, quindi l'attenzione deve essere massima e tutte le precauzioni che noi dobbiamo utilizzare, che stiamo utilizzando per gli ospedali, quindi le raccomandazioni, valgono ancora di più per queste strutture dove i soggetti sono soggetti molto deboli. Posso fare una domanda? Sì, assessore, buongiorno. Volevo chiedere a tal proposito, questa mattina ci ha chiamato in lacrime la figlia di una signora che è ricoverata in una nota e grande, la più grande RSA di Padova, dicendo che non vede la mamma di 97 anni e non la sente dal 22 di febbraio. E in questa RSA giustamente ci sono tutte le dovute chiusure per bloccare insomma, il virus all'interno. Però dice c'è tanta gente, ci sono tanti anziani che si stanno facendo morire di abulia perché sono proprio persone che non mangiano più perché non vedono i loro familiari. Quindi... No, ne dicevo anch'io tantissime di segnalazioni di questo tipo, quindi sono segnalazioni che hanno anche un pathos umano molto forte. È chiaro che noi allora siamo intervenuti a un momento di estrema emergenza, tuttora è un momento di emergenza perché i dati che vedete che anche con le crescite che ci sono, i decessi eccetera, sono, non dico esclusivamente, ma sono ancora molto legati all'andamento delle RSA, perché lo sappiamo, insomma, quelle sono i focolai più sensibili, sicuramente quelli che abbiamo imparato a conoscere in questa emergenza e quindi dovremmo imparare a conoscere e a trattare anche per il futuro. Questo però è un problema, nel senso il non permettere l'accesso. Noi l'abbiamo chiuso con una circolare a metà di marzo, alcune strutture l'avevano chiuso ancora prima, oggi c'è appunto una discussione, un ragionamento per cercare con le cautele nei casi più diciamo anche persone che stanno male, oppure pensiamo che in alcune RSA ci sono all'interno anche gli hospice, quindi persone in fine vita eccetera, permettere, lo trovo giusto e corretto, però dobbiamo sicuramente far passare il messaggio che deve venire la tutela però della salute, quindi la massima sicurezza.
E poi arrivano tantissime chiamate in merito alla ripresa delle attività ospedaliere, no? E ci dicono che ovviamente, si sa, i centralini sono intasatissimi, però c'è una signora nello specifico che col codice 048 ci chiede come può fare a spostare una visita visto che ha un esame da fare. Il medico di medicina generale le ha detto assolutamente di non recarsi in ospedale, non riesce a raggiungere la struttura. Allora, stamattina abbiamo fatto, come diceva il Presidente, la solita riunione con i direttori generali, soprattutto concentrandoci sulle aperture, visto che ieri c'è stata la riapertura delle attività. Abbiamo visto e sentito che i GUP sono stati presi d'assalto ieri, quindi c'è stato veramente sia fisicamente ma anche con telefonate, quindi abbiamo già dato istruzioni di potenziare questi servizi e di far sì, insomma, che ci sia una risposta più immediata possibile, perché è chiaro che le persone adesso che sanno che c'è la riapertura, la riprogrammazione, o si recano o telefonano, ma quindi c'è un problema anche di congestione e quindi abbiamo fatto un focus proprio su questo, insomma, stamattina. Grazie. Proprio questo, effettivamente, proprio per aver provato, ci sono purtroppo ritardi, slittamenti, ma vedo che sapete già. Le due situazioni che sono state evidenziate sono state queste e quelle di punti prelievi, nel senso che non gli accessi ante Covid, emergenza, ma sui punti prelievo degli ospedali c'è stata una ressa di persone, sono molto importante, quindi anche lì dovremmo cercare di dare quelle linee, potenziare gli organici, e su questo abbiamo dato mandato alle USL di fare richiesta di potenziamento organici se necessario, proprio per venire incontro a queste situazioni. Grazie. Io a Filippo, poi chiudiamo. Una domanda per l'assessore su questa cosa che mi pareva interessante, la delibera che autorizza i colloqui da remoto tra pazienti e medico. Ci dice qualcosa di più? Sì, al limite dopo facciamo anche con Carlo un comunicato, qualcosa di più specifico. E allora non era previsto prima tra le prestazioni e quindi i codici inseriti per la specialistica e per la varia specialistica. Abbiamo visto con questa emergenza che in molte strutture hanno iniziato a fare questa pratica, lo IOV, ricordo, rispetto appunto delle visite di controllo, dei follow up, ma anche l'azienda ospedaliera di Padova, mi dicono, e quindi abbiamo cercato di individuarla come prestazione dando anche un codice e quindi entra nel nomenclatore regionale, insomma, per capirci. Un'ultima domanda della collega Nicolussi Moro: ha i dati di quanti prestazioni arretrate si siano da programmare? Vediamo se recupero. E poi, colleghi, chiudiamo qua per oggi. Grazie. Grazie, dottor Parmigiani. Mi dicevano che c'erano, stavo cercando di vedere, avevo così un dato approssimativo che erano escluso il laboratorio, sono ferme 800.000 prestazioni, di cui 200.000 di radiologia. Quindi escluso Il laboratorio 800.000 prestazioni, di cui 200.000 di radiologia per marzo, per aprile siamo a circa 1 milione. Per aprile 1 milione. Grazie, arrivederci. Sì. Vi ricordiamo che le prestazioni urgenti, ossia quelle 24 ore e 10 giorni, venivano garantiti, quindi stiamo parlando delle prestazioni a 30 o a 60 giorni. Buon arrivederci, grazie. Poteva essere una persona che aveva notato 30 giorni prima di marzo, che adesso è grazie. Le urgenti sempre fatte. Si è conclusa la conferenza stampa prima del Presidente Zaia, che è tornato su un punto in particolare della nuova ordinanza, quello degli spostamenti, ha poi insomma fatto anche il punto su altri temi dai mezzi pubblici, ha poi visto anche la presenza di alcuni manifestanti che avevamo visto in collegamento con la nostra Anna Maria Parisi del mondo dei parrucchieri che sono entrati proprio nella sala stampa della Protezione Civile a Marghera. Ha assicurato come siano in corso con il governo
dei colloqui, un confronto con l'ipotesi di riapertura anticipata in Veneto, è tornato sul concetto di provvedimenti sartoriali, nel senso dicendo che ogni regione fa storia a sé, nel senso che ogni regione ha avuto risultati diversi nella lotta all'epidemia e anche ha erogato servizi dal punto di vista sanitario diversi, e quindi auspica che venga data la possibilità alle regioni in autonomia di poter rivedere le riaperture. Faremo tra un po' il punto, un riassunto anche di quanto è emerso con l'assessore Lanzarin, che ha parlato di case di riposo e ha parlato poi anche delle prestazioni così che vanno recuperate a causa del lockdown. Erano state sospese quelle non urgenti. Ebbene, al lavoro proprio gli ospedali, i CUP presi d'assalto per riprogrammare tutte quelle prestazioni che erano state finora sospese. Dovremmo avere, fatemi sapere se abbiamo in collegamento già il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Allora, se Anna Maria Parisi è già in collegamento, è già pronta, potremmo anche fare subito un resoconto, insomma, di quelle che sono i punti principali che sono stati toccati. Il presidente Zaia è tornato poi sulla questione elezioni, dicendo che oggi c'è stata l'audizione alla Camera del presidente della Liguria Toti, che ha un po' così ribadito quelle che sono le istanze, in particolar modo dei governatori che andranno che dovranno essere riconfermati, insomma, uscenti sulla finestra estiva, quindi questa data possibile del 12 luglio. E il presidente Zaia ha detto che sembrano esserci segnali positivi da parte del governo in tal senso, quindi potrebbe riaprirsi la possibilità di un voto perlomeno per le regionali a luglio. Quindi il presidente Zaia ha detto che il governo potrebbe proporre una finestra più ampia che comprenda appunto il mese di luglio, quindi si potrebbe di nuovo tornare al 12 luglio come data possibile per le elezioni regionali, perché poi per le amministrative il discorso è diverso. Ha parlato dei dati che sono confortanti, perché al momento ci sono solamente 29 positivi rispetto a ieri, e in poche ore ci sono stati 426 persone che sono uscite dall'isolamento, un numero significativo. Scendono i ricoverati di 32 unità, di un'unità scendono le terapie intensive, e dice è dal 10 aprile che abbiamo dati in calo, che fanno dunque ben sperare. Certo è che in questa fase, lo ha ribadito e lo ribadiamo anche noi, è tutto in mano ai cittadini, a quel senso di responsabilità fondamentale in questo momento per strada, e ha fatto l'esempio, insomma, di chi va a correre senza mascherine. Sì, si corre senza mascherine, però la mascherina va comunque portata e poi sollevata sulla bocca nel momento, su naso e bocca, nel momento in cui si incrociano altri runner. E poi sui mezzi pubblici fondamentale, ha detto, sono fondamentali i dispositivi, quindi l'uso della mascherina. Le immagini che abbiamo visto dei mezzi pubblici con molte persone anche in piedi, e dice quando si entrerà a regime completamente, quindi quando tutto sarà aperto e quando soprattutto si tornerà a scuola, ecco, il rischio è quella di una implosione del sistema del trasporto pubblico, perché inevitabilmente, insomma, è impossibile far fronte alla domanda con mezzi pubblici in più rispetto a quelli già presenti in così poco tempo, per cui è necessario, insomma, anche un senso di responsabilità ancora più profondo da parte dei cittadini. Gli spostamenti appunto che lunedì 4 maggio, quindi ieri, prendendo in considerazione il picco più basso della movimentazione, ebbene si è registrato ieri un 61% in più di traffico, con 4.800.000 spostamenti in linea con quelli registrati il 9 marzo, quindi prima del lockdown, per cui insomma abbiamo visto anche noi sulle strade dei tanti mezzi in movimento. Chiedo alla regia se devo andare in pubblicità, se abbiamo
qualche collegamento. Allora, vediamo a proposito proprio dei trasporti il servizio che abbiamo realizzato ieri con le strade, soprattutto a Treviso. Noi abbiamo preso come esempio la città di Treviso, strade prese d'assalto e la situazione anche alla stazione dei treni e degli autobus. Vediamo il reportage realizzato ieri nella prima giornata di fase 2. E questo forse è il segnale più evidente della lenta riapertura delle nostre comunità. Il PUT attorno a Treviso è nuovamente trafficato, anche se rispetto al passato a contorno dell'immagine c'è l'immancabile mascherina. Si vede più traffico in giro, c'è un po' di movimento, però il lavoro comunque stenta. Il punto di vista del tassista, sempre in strada, con le imprese che continuano seppur a fatica a riaprire e la gente che torna ad utilizzare il trasporto pubblico con le nuove regole e soprattutto i distanziamenti. Gli autobus pensavo che erano pieni, invece non va bene, dai, c'erano 2 o 3 persone, sì. Poi c'ho bollini. Sì, si siede alternativamente. Un'entrata, si entra di qua e si esce dalla porta di mezzo. Bisogna abituarsi, non c'è niente da fare, altro non si può. Come stanno rispondendo i cittadini? Beh, vedo che c'è già un più afflusso rispetto agli altri giorni e anche la gente è già organizzata. Poi c'è chi è tornato a prendere il treno. Come ci si sente a salire in un treno ai tempi del coronavirus? Un po' in disagio. Buongiorno, avete preso il treno? Sì. Com'è andata? Molto bene. È vuoto, quindi Venezia c'è la bolgia di gente, centellinano chi entra, alla fine non so. Sì, noi devo dire è andato tutto liscio. Come ci siete a prendere il treno ai tempi del coronavirus? Emozionati. Un po' tutti si sono rimessi in moto e queste immagini del centro lo dimostrano. C'è voglia di tornare alle abitudini di sempre, come prendere un caffè anche se ad asporto. Però intanto bisogna bersi il caffè così? Sì, speriamo che fra settimana che viene aprono anche i parrucchieri. Bisogna ancora stargli un po' dietro a certe persone, però in linea di massima sono tutti bravi e diligenti, dai. Guanti, mascherina tutti quanti, metro di distanza e uno alla volta. È un po' strano perché dopo 2 mesi di chiusura non sei un po' in dubbio su come si fa un caffè, non si fa un caffè. E se sono ben visibili i segni quotidiani del contagio, con code un po' dappertutto in Piazza dei Signori, si cerca la normalità, reincontrando gli amici di sempre. Mi ha detto che non si può dire più di 7 o 8 parole. La televisione, ti metti in viva voce. Mirko. Insomma, non si rinuncia ai ciacco in Piazza dei Signori, neanche in tempi di coronavirus. No, mai. Guarda che si sonni. Ed è proprio vero, anche al tempo del contagio potete togliere tutto ai trevigiani, ma non la ciaccola in piazza. Così dunque ieri a Treviso abbiamo in collegamento la nostra Anna Maria Parisi per fare il punto di quanto è emerso nella conferenza stampa di oggi. A te la linea Anna Maria, buongiorno di nuovo. Sì Francesca, allora buongiorno nuovamente. Dunque cominciamo con l'assessore Lanzarin, l'assessore alla sanità, che ha ribadito come per quanto attiene alle tante richieste che ci giungono in redazione in merito alla questione delle RSA, le case di riposo, le strutture dove i nostri anziani si trovano ospiti, si penserà a come riaprire con ingressi contingentati, anzi con ingressi singoli per quanto attiene ai familiari che non vedono i loro cari già da moltissime settimane, da quando è iniziata l'epidemia, poi mutata in pandemia, e pensando di attuare degli ingressi con la misurazione della temperatura e naturalmente con bardati di tutto punto, lo dico così brevemente, per quanto attiene all'uso dei dispositivi che saranno naturalmente obbligatori. Poi la questione dei centralini intasati nelle strutture ospedaliere che hanno ripreso l'attività regolare con le prestazioni che erano state sospese. Si parla di 1.800.000 prestazioni tra marzo e aprile che devono essere erogate in tutto il Veneto, escluse quelle di laboratorio. Visto che i centralini ospedalieri risultano fortemente intasati, cioè
telefoni suona sempre occupato, ecco, per dirla proprio così in modo spicciolo. Si pensa di attuare in emergenza nuove assunzioni, o quindi per potenziare il personale che possa dare risposte alla gente che ha bisogno di usufruire di queste prestazioni. Poi torniamo alla questione delle scuole, anzi delle aziende, con gli stage aziendali che sono di fatto bloccati, visto che c'è la norma del DPCM nazionale che li blocca, con le aziende che invece sono aperte. Per quanto attiene al Veneto, secondo il governatore, questa è una questione che resta ancora aperta, perché con le aziende aperte potrebbero riaprire anche gli stage aziendali. Però si sta discutendo su questo, come sulla un'altra questione, quella appunto dei parrucchieri, degli estetisti, che abbiamo visto poco prima delle 12 hanno manifestato nuovamente il loro disagio fortemente provato dal punto di vista economico. Ha detto il governatore: considerato che da un punto di vista sanitario la regione può prendersi appunto la, diciamo così, responsabilità delle scelte dal punto di vista sanitario, così come è stato fatto fino adesso, ecco che si sta ragionando con il governo ad una sorta di chiamare a sé anche questa tematica per l'autonomia che la regione potrebbe chiamare a sé in questo caso. Quindi, visto che c'è il DPCM che pone come il 18 maggio la data ultima per poi poter riaprire, permettere a queste attività di riaprire, ecco che in Veneto si potrebbe riaprire anche prima, però è ancora in fase di discussione. 1.200.000 i veneti, le persone residenti in Veneto, che da ieri hanno ripreso l'attività lavorativa, con una registrazione dell'aumento del traffico lungo le strade, più 61%, ha detto il governatore, ma sicuramente questo è un dato destinato a salire. Mi raccomando, è fondamentale per tutti l'uso della mascherina, che io comunque porto regolarmente. Voglio dire, adesso l'ho semplicemente tirata giù soltanto per questioni di praticità nel parlare con voi da studio. L'uovo all'asta ha fruttato, come noto, i 30.000 euro da destinare alle realtà caritatevoli, che però, sommate al disponibilità amorevole e socialmente utile, è il caso di dire, di altri donatori, vede anche altre due somme importanti: 20.000 euro più altri 15.000 euro, quindi un uovo di Pasqua, lo ricorderete, che è stato dato all'asta, che ha fruttato una cifra ragguardevole e che verrà appunto donata a favore di realtà che necessitano di essere aiutati. 57 milioni di euro invece la cifra che ha raggiunto con le donazioni, con i 37.000 donatori che sono arrivati qui da noi in Veneto. E cos'altro dire, Francesca? Che c'è stato anche un chiarimento per quanto attiene all'ultima ordinanza, quella di ieri, l'ordinanza regionale naturalmente, che è andata a soppiantare quella precedente di domenica, con la questione dei fioristi, che adesso possono aprire. Si è dipanato ogni dubbio: i fioristi possono aprire insieme ai vivaisti e ai floricoltori, soprattutto ora, visto che domenica è da festeggiare la data della festa della mamma. E a tal proposito, e poi concludo, la questione dei tamponi. Cosa ne pensa il governatore in merito ai tamponi di massa da fare per garantire la sicurezza, diciamo così, a tutti? Beh, come dire, ha detto: se vuoi bene alla mamma. Certo è che per garantire i tamponi che si stanno facendo fino adesso sono state messe in moto tutto il personale di cui la regione dispone, con i vari punti sanitari regionali, quindi comunque non è
non è fattibile al momento, perché per fare 11.000 tamponi sono state messe in azione tutte le microbiologie del Veneto, e quindi con i tamponi, lo ricordiamo che li facciamo anche in casa, cioè nelle nostre strutture sanitarie, per cui al momento la cosa è ancora non la si può fare al momento. Grazie Anna. Quindi l'uso della mascherina è l'uso fondamentale per tutelare noi stessi e gli altri, e da qui perfetto. Grazie Anna Maria, grazie per il punto e buon lavoro. Grazie a te. Dunque, questo quanto è emerso dalla conferenza stampa di oggi. Abbiamo in collegamento il presidente della provincia di Treviso, nonché sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon. Buongiorno a voi. Buongiorno Presidente. Tra l'altro vicepresidente vicario dell'UPI Nazionale e presidente dell'UPI Veneto, proprio con lei, grazie ai suoi vari incarichi, cerchiamo di fare un po' il punto su diverse situazioni che vanno ancora chiarite, a partire dalla lettera che lei aveva inviato in quanto presidente dell'UPI del Veneto e vicepresidente vicario di quello nazionale, per quanto riguarda quelle categorie che ancora non hanno potuto aprire. Pensiamo ai commercianti, agli artigiani, alle partite IVA. Abbiamo visto insomma le varie manifestazioni che in questi giorni si sono svolte, dove è emersa la preoccupazione per un futuro quanto mai incerto, per dei danni che sarà difficile in qualche modo recuperare, ma si chiede: fateci aprire e diteci soprattutto come aprire. Lei si è fatto portavoce di queste categorie. Certo, ed è una delle preoccupazioni che portiamo ai vari tavoli dove partecipiamo come UPI, perché oltre a questo un altro tema al quale non è stata data risposta sinora è il tema della scuola, è il tema dei bambini in questo momento che sono a casa con i genitori che magari hanno ripreso a lavorare in virtù delle aperture che sono state fatte, ed è un tema delicato sul quale credo fabbisogni avere una risposta celere, perché i bambini hanno bisogno, al di là della tutela, no? Cioè di essere come dire custoditi, che è imposto dalla legge. I bambini, e specialmente quella fascia che va da 0 a 6 anni, hanno bisogno di socializzare, e abbiamo proposte che arrivano dagli enti preposti a questo tipo di tema, che potrebbero essere messe in pista e che consentirebbero di dare una prima risposta a questi ragazzi che sono a casa ormai da 2 mesi e che fanno fatica e perdono socializzazione, capisce? Quindi è un tema sul quale bisogna che arrivi una risposta abbastanza velocemente. Poi, rispetto al mondo dei commercianti piuttosto che degli estetisti, dei barbieri, dei parrucchieri, a più riprese insomma abbiamo mandato messaggi al governo, perché indicando insomma che ci sono delle vie per poter partire magari in forma sperimentale, che avrebbe il doppio effetto, cioè quello di rimettere in moto un po' la macchina economica che sta patendo un danno incalcolabile ad oggi. Cioè non è semplice sapere quanto danno si fa. Certo è che la situazione è critica, e quindi consentirebbe di ripartire magari a piccoli passi a queste attività, e darebbero anche un ristoro in termini di servizi alla popolazione che ne ha bisogno. Per quanto riguarda proprio il mondo della scuola, lei ha anticipato questo tema, che è il tema che in questo momento più preoccupa, più interessa e più fa discutere anche proprio l'opinione pubblica, le famiglie. Sappiamo delle tante iniziative in piedi proprio per puntare l'attenzione sul mondo dei bambini, dei ragazzi. Oggi c'è stato un incontro tra il ministro Azzolina e proprio gli enti locali, le province, per affrontare al meglio la ripresa anche a settembre. Ci sarà da ridisegnare anche un po' quella che è l'edilizia scolastica, secondo voi, Presidente? Guardi, nelle ipotesi che circolano, la preoccupazione che abbiamo come presidenti di provincia è appunto rispetto all'edilizia scolastica, che già di per sé è carente in termini di spazi, no? E quindi ci sono delle realtà anche qui in provincia di Treviso che soffrono ogni anno, ogni ripartenza crea
delle difficoltà a trovare gli spazi adeguati in virtù delle iscrizioni che le scuole secondarie di secondo grado hanno. Quindi questo è il primo tema, capire come si orienteranno secondo turni, se parzialmente in modalità web, parzialmente in classe, quindi non avendo indicazioni chiare si sta un po' in una situazione di limbo che ci preoccupa, perché laddove dovessimo andare ad individuare degli spazi nuovi non è così semplice, cioè non si individua un nuovo immobile, non lo si rimette in pristino oppure non si edifica in tempo di 4 mesi. E preoccupa, mi permette, anche non solo da presidente di provincia, mi preoccupa anche da sindaco, avendo la competenza appunto delle primarie e delle secondarie di primo grado, perché abbiamo bisogno di capire che cosa intenderanno fare. Sembra che le classi pollaio insomma non sia più una realtà da tenere in considerazione, se quindi magari prima il numero di 15 era il numero minimo di studenti da mettere dentro un'aula e domani diventi il numero massimo, capiamo tutti la difficoltà, no, che è da affrontare. C'è bisogno di capire un'indicazione, di avere un'indicazione chiara in tempi brevi, in modo poi celermente di affrontare il problema. E ad oggi io non ho contezza di linee chiare, solo ipotesi sulle quali stanno lavorando e che spero ci dicano presto che cosa dobbiamo fare. Mentre per quanto riguarda il periodo estivo, quindi l'idea appunto di centri estivi naturalmente rivisti rispetto a quelli che siamo abituati a vedere durante le estati precedenti, avete delle risposte in tal senso? Sappiamo di quante strutture si siano messe a disposizione per accogliere, anche con il personale, per accogliere i bambini. Da questo punto di vista a livello nazionale ci sono delle risposte un po' più chiare rispetto ai giorni scorsi, Presidente? Io ad oggi, 5 maggio, ore 14 circa, non ho alcuna indicazione chiara. Sento circolare proposte, ce ne sono al vaglio dei tavoli tecnici anche concrete, insomma applicabili, e non ho ragguagli di tavoli fatti oggi e capire se è venuta fuori una indicazione chiara. Sappiamo che ci sono delle proposte percorribili sulle quali stanno ragionando. Anche qui il tempo è fondamentale, come dico sempre, cioè bisogna cercare di anticipare un po' quello che saremo chiamati a fare, ma questo lo si fa nel momento in cui arrivano delle linee chiare da seguire, capisce? Non dipendono da noi. Sì, il Presidente Zaia lo ha detto anche in conferenza stampa, noi possiamo anche essere pronti, certo è che abbiamo bisogno di una validazione nazionale, perché non possiamo permetterci nessun tipo di rischio. Facciamo l'esempio, diceva proprio il Presidente Zaia, che un bambino accusi qualche linea di febbre sarebbe davvero drammatico, quindi dobbiamo assolutamente avere una copertura nazionale e anche da comunità scientifica da questo punto di vista. È fuori di dubbio, però io dico anche che bisogna in qualche modo partire, no? Perché se si comincia a partire si sperimenta e si riesce a capire quali sono le strade poi da seguire. E gli esempi li stiamo toccando con mano. Io questa mattina sono stato al mercato a Castelfranco Veneto, che è stato ampliato dalle ultime direttive che sono uscite, dalle ultime ordinanze regionali, e ho visto che la gente si sta adattando, coloro che portano le merci al mercato si adeguano ai piani comunali, ci sono insomma le prescrizioni che vengono ottemperate. E bisogna partire, magari partiamo graduatamente a piccoli passi, senza sottovalutare il pericolo di una recidiva del contagio, no? Quindi ormai credo sia stato detto un po' a 360 gradi che con le prescrizioni che sono state indicate e che siamo stati in grado anche di portare avanti, specialmente nel Veneto, in provincia di Treviso, a Castelfranco, hanno dato i risultati sperati, no? Siamo arrivati ad un buon traguardo. Ora cerchiamo di ripartire facendo tesoro delle buone pratiche che abbiamo messo in pista e che abbiamo dimostrato di essere in grado di portare avanti. Ma con questi filoni, con queste linee guida, secondo me dobbiamo cominciare a partire. Com'è stata questa fase 2 in provincia di Treviso e nel suo comune, in particolar modo a Castelfranco? Come sono stati i cittadini rispettosi delle regole, disciplinati? Un po' un bilancio di questa prima giornata e mezzo ormai.
Io vedo a Castelfranco gente rispettosa delle regole, la perfezione non è terrena, no? Quindi c'è qualcuno, ma è molto sporadico, che si vede girare senza mascherina. Ormai è assodato, è entrato nella testa delle persone che bisogna girare con la mascherina, che è la prima difesa che possiamo mettere in atto. Devo dire che anche nelle altre realtà della provincia di Treviso non ho riscontri di disobbedienza per certi aspetti. La gente ha capito e ha visto, ha toccato con mano che comportandoci in un determinato modo siamo stati in grado di, insomma, se non sconfiggerlo, invertire la tendenza e rientrare in una situazione di normalità. Quindi mantenendo sempre alta la guardia, non abbassandola mai la guardia, dando il buon esempio anche, no? Quindi io mi sposto sempre con mascherina piuttosto che guanti o gel igienizzante. È entrato nella testa delle persone, ormai è un riflesso condizionato quello di non stringersi più la mano e di mantenere il metro di distanza, lo si e vince, è entrato nella testa delle persone. Dobbiamo continuare così. A Castelfranco ribadisco che ho visto un comportamento pressoché univoco di rispetto di queste prescrizioni e spero continui così, perché questo aiuterà tutti ad uscire prima, anche se usciremo oppure andremo incontro ad un periodo dove le abitudini saranno cambiate e speriamo che questo duri poco. Preoccupa un po' la questione mezzi pubblici, da questo punto di vista come è andata, come sta andando? Sappiamo che è un po' complicato riadattarsi a quelle che erano le abitudini di prima. Sì, con MOM, che è la nostra azienda, hanno seguito gli indirizzi che sono stati emanati e quindi le prescrizioni di un numero massimo di utenti a bordo del mezzo, i posti distanziati di 1 metro, quindi l'azienda si è adeguata in tempo veloce alle linee guida, la sanificazione dei mezzi. Io da un primo riscontro diciamo che non vi è stato un assalto, ma forse è un po' la peculiarità anche della nostra provincia. Non abbiamo delle metropoli che fabbisogno di trasporto pubblico. Il problema più grosso del trasporto pubblico sta sempre nel trasporto scolastico, quindi avendo ancora le scuole chiuse non abbiamo avuto una particolare criticità nella riapertura rispetto al trasporto pubblico locale. Anche questo è un tema che bisogna in qualche modo affrontare celermente, sempre legato alle indicazioni che arriveranno sulla gestione della scuola nel prossimo anno scolastico. Ad oggi, insomma, grandi criticità non ne ho riscontrate. Grazie mille, grazie al Presidente della Provincia di Treviso, Sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, grazie, buon lavoro e torneremo con lei presto a fare il punto in attesa di novità, soprattutto per quanto riguarda la scuola, se dovessero esserci nuovi incontri con il Governo. Grazie Presidente, buona giornata, buon lavoro. Arrivederci. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi, arrivederci. Grazie, arrivederci. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Ieri sera nel corso di Ring, in collegamento via Skype, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, con lui tra i tanti argomenti affrontati anche quello dei modelli matematici che dovranno porre i famosi paletti, una sorta di faro che dovrà indicare qual è il numero di pazienti negli ospedali e soprattutto nelle terapie intensive, oltre il quale numero non si potrà andare, altrimenti si sarà costretti a nuove chiusure, quindi ad un passo indietro. Quel numero fondamentale per capire come sta andando il contagio dopo queste prime riaperture della fase 2. Allora sentiamo quello che ci ha spiegato l'assessore Bottacin. Non c'è un numero ben preciso, era stata fatta una stima su qualche quotidiano nazionale per il Veneto di 1400 pazienti in terapia intensiva. Ecco, più articolato il discorso dell'assessore Bottacin, sentiamo le sue parole. Abbiamo definito diversi criteri che sono in base alla percentuale di crescita, cioè quanto velocemente cresce, sostanzialmente in parole più semplici,
Se vediamo che in pochi giorni il numero di posti letto sia in terapia intensiva che non intensiva dovesse crescere molto rapidamente, allora quello è un campanello d'allarme molto pericoloso. Stessa cosa se raggiungiamo un certo numero di posti letto occupati, che non è 1400, è più alto, allora sicuramente ci sarebbe un segnale di preoccupazione. Stessa cosa per quanto riguarda... Possiamo dire quant'è? Ma no, perché è il numero di... teniamo conto sia dei posti letto totali, cioè di tutto il Veneto, e quindi ragioniamo su questi numeri, no? Sappiamo che abbiamo quasi... Quanto è il numero dei posti letto totali? Quindi allora, incluse le terapie intensive? Incluse le terapie intensive, incluse tutti i reparti, quindi pneumologie, malattie infettive, geriatrie, insomma quelli che abbiamo attrezzato. Anche i posti letto in più arriviamo a quasi 4.000 posti letto. Quindi facciamo una valutazione complessiva a livello regionale, ma poiché noi abbiamo anche la possibilità di andare a livello di US e anche più basso, creeremo dei criteri, stiamo creando dei criteri che tengano conto della realtà complessiva ma anche della realtà territoriale, perché potrebbe succedere che a livello regionale il dato cresca poco, però a livello locale cresca in maniera esplosiva, vuol dire che lì si è generato un nuovo focolaio. In quel caso che succede? Si chiude tutto in tutta la regione? Si chiude solo in quella provincia? Si potrebbe intervenire a livello locale, non è detto di provincia, ma se per esempio ho un incremento esplosivo di casi e quei casi sono tutti localizzati in una casa di riposo, ci metto un attimo a, come dire, isolare quel focolaio. Non occorre chiudere tutte le aziende, ok? Ed è uno dei motivi per cui i criteri statali che tengono conto anche di eventuali focolai che nascono, insomma, mi lasciano un po' perplesso, perché se il focolaio è all'interno di una struttura facilmente isolabile dal resto del mondo, non vedo perché, una volta isolata quella struttura, debba chiudere tutte le aziende e ritornare di nuovo da capo. Io ho una previsione da qui a 15 giorni che dice che si continua ad abbassare il livello, assolutamente. Nonostante la fase 2 e la riapertura, quindi. Fra 15 giorni noi prevediamo che continui una decrescita lineare ma con una pendenza minore rispetto a quella attuale, quindi una decrescita più lenta, e è evidente che è una previsione. Nel momento in cui dovessimo vedere che questa linea cambia pendenza, allora ci preoccupiamo, perché potrebbe voler dire che o ho un nuovo focolaio localizzato, ma lo vediamo subito se è localizzato, oppure se è distribuito mi viene da pensare che magari qualche cittadino non abbia utilizzato la mascherina o insomma abbia fatto qualche azione un po' troppo azzardata, tipo creare qualche assembramento o non essere particolarmente attento a evitare il contagio. Ecco, tutte queste azioni noi le vediamo in tempo reale nel nostro software. Avete capito insomma quello che è l'osservatorio, come questa fase 2 sia attentamente sotto osservazione ogni giorno, ogni dato può essere indicativo dell'andamento, soprattutto del comportamento dei cittadini responsabili in questa fase. Laddove vi sia un focolaio ben identificato andrà circoscritto e quindi si provvederà a chiudere localmente. Laddove invece sia più esteso, allora ci si dovrà chiedere che cosa è andato storto. Sicuramente sarà da identificare nel comportamento non responsabile dei cittadini, quindi fondamentale, lo ribadiamo, comportarsi nel modo corretto, utilizzando prima di tutto la mascherina e poi rispettando il distanziamento sociale. Nella fase 2 resta fondamentale tutta quella partita dei tamponi, dei kit rapidi, dei test sierologici. È bene sviluppare kit diagnostici rapidi per il dosaggio di anticorpi e antigeni specifici del coronavirus nei fluidi biologici. È l'obiettivo del progetto dell'Istituto Superiore di Sanità presentato alla piattaforma Science of Peace and Security della NATO, approvato e finanziato e che è stato presentato oggi nell'ambito di una meeting online. Il progetto è realizzato in collaborazione con l'ospedale universitario di Basilea e l'ospedale universitario di Tor Vergata. I fluidi biologici analizzati, spiega Roberto Nisini del reparto immunologia dell'IS, dell'Istituto Superiore di Sanità,
coordinatore del progetto saranno il sangue, ma anche la saliva e le secrezioni nasofaringee da tampone, e il risultato si potrà conoscere in un lasso di tempo variabile da pochi minuti ad un'ora. Il test sarà strumentale per lo screening iniziale in un triage o in una comunità. Quindi si continua a lavorare anche da questo punto di vista, come si continua a lavorare per quanto riguarda il fronte vaccini, ma anche la sperimentazione del plasma. Insomma, la comunità scientifica è al lavoro, continua la sua attività per affrontare quelle che sono le varie misure di prevenzione da un lato, ma anche di cura dall'altro, alla luce anche di quelle che sono i dati che parlano di una recrudescenza nel periodo autunnale, in modo da essere preparati sotto ogni punto di vista. Tornando a parlare di riaperture differenziate da regione a regione, sono allo studio del governo sia per i negozi che per i servizi alla persona. Appunto aperture differenziate. La conferma è arrivata dal sottosegretario Variati, che ha parlato anche della nuova fase dei controlli ieri durante la nostra edizione straordinaria in collegamento via Skype. Sentiamo le parole del sottosegretario Variati. Cercheremo di fare in modo che tutto quello che si può aprire venga aperto nel più breve tempo possibile. Ovviamente in una logica di ragionevole sicurezza che serve a tutti. L'obiettivo del governo è quello di accelerare le aperture e farlo accanto alle regioni. Questa è la rassicurazione che arriva dal Viminale nel primo giorno della fase 2. Insomma, soluzioni differenziate per i singoli territori a seconda delle rispettive curve epidemiologiche. Se una regione, posso immaginare la nostra, sta sotto quella soglia, verrà data la possibilità, d'accordo con il governo, perché i presidenti di regione vanno aiutati in queste scelte, non abbandonati, non si tratta di scaricare niente addosso a Zaia, ma con il governo Zaia potrà anche ben prima del 1° di giugno, che era stata una data buttata là per i ristoratori e i parrucchieri, poter arrivare invece a delle aperture. Nei giorni delle grandi proteste e dei flash mob che percorrono il Veneto in lungo e in largo, le parole di Variati hanno un peso specifico, così come le rassicurazioni in vista dell'approvazione del nuovo decreto maggio. Ciò che si dice di dare ai cittadini deve arrivare nelle tasche dei cittadini. Non può e non deve esserci né burocrazia dello Stato né burocrazia da parte delle banche. E quindi nel decreto ci saranno anche degli accorgimenti proprio perché dobbiamo rimediare a quel meccanismo che si è inceppato. Altro capitolo, i controlli, con la nota del Viminale che ha chiesto alle prefetture di essere elastiche nel condurre i cittadini in questa fase 2. Con grande equilibrio, con grande sobrietà, se mi consente con grande amore verso i cittadini che stanno attraversando uno dei momenti più difficili che la nostra storia abbia mai avuto. Questo dunque insomma anche il punto su queste possibili riaperture differenziate da regione a regione. Dovremmo avere in collegamento via Skype Renato Frigo, presidente del CAI del Veneto. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie per aver accettato il nostro invito. Prima abbiamo parlato della stagione turistica al mare, ma sono tanti veneti che amano la montagna e che sperano di poter tornare in montagna quanto prima. Intanto c'è stata una piccola apertura con l'ultima ordinanza regionale che permette di svolgere attività motoria, fisica, anche lontano dal proprio domicilio, raggiungendolo con mezzi pubblici o privati, e quindi proprio il Presidente Zaia, illustrando i contenuti dell'ordinanza, ha detto insomma uno che fa arrampicata può prendere la macchina, raggiungere la montagna, fare la sua arrampicata e poi tornarsene a casa. Ieri prima giornata, un po' un bilancio, avete visto perlomeno un incremento di presenze in montagna di amanti che hanno appunto svolto l'attività fisica, si spera in sicurezza? Sì, il numero delle persone che ha iniziato o riniziato a frequentare la montagna è aumentato. Ovviamente il consiglio che noi abbiamo in questo caso qua è di prestare sempre estrema attenzione, perché sono 2 mesi di fermo e di conseguenza ripartire ci vuole un attimo di gradualità.
bisogna sempre non dimenticare, nessuno deve mai dimenticare che la pandemia è ancora in corso, quindi bisogna prestare estrema attenzione a tutti quanti i dispositivi, il distanziamento sociale, le mascherine, i gel, sempre a portata di mano e a disposizione. Ecco, lo ricordiamo che si può svolgere individualmente o al massimo con un rappresentante del proprio nucleo familiare, per cui al momento non si può arrivare in montagna con una compagnia di amici, ma questo è fondamentale, rispettare quello che è appunto il distanziamento e la normativa in vigore. Sì, il distanziamento si può andare in montagna con i mezzi propri, accompagnati da un familiare. Si sconsiglia nell'andare in montagna andare da soli, se si va da soli perché può capitare per impegni dei familiari, sempre avvertire dove si va in montagna e prestare sempre la massima attenzione. Perché prestare sempre la massima attenzione? Perché non vorremmo che qualche imprudenza potesse andare a aggravare il peso che già estremamente forte del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi chiediamo a tutte quante le persone che vanno in montagna di partire con gradualità, facendo tesoro degli insegnamenti passati di chi andava in montagna con passo lento e sentendo il proprio fiato, capendo che la montagna va affrontata in maniera lenta e in base alle proprie capacità. E con la giusta attrezzatura, ecco, questo è un consiglio che vale in qualsiasi momento dell'anno, insomma, andare in montagna conoscendo anche quelli che sono i pericoli della montagna e quindi attrezzandosi nel modo giusto, pensiamo proprio come abbigliamento. Allora, la persona che va in montagna, questo deve essere sempre presente in ogni persona che va in montagna. La montagna è molto bella, però bisogna essere attrezzati con le attrezzature adeguate, quindi avere sempre presente all'interno del zaino una giacca, un pile, un ricambio sempre presente. Ancora di più in questi giorni perché in montagna sono chiusi i rifugi, riapriranno o al primo o alla metà di giugno, adesso dipende dagli accordi che verranno presi da parte delle regioni Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige per una ripartenza tutti assieme. Noi auspichiamo come CAE che la ripartenza sia unica, con regole uniche, e quindi da parte delle persone che andranno in montagna da adesso in avanti dovranno avere, visto che non vi sono presidi in quota, dovranno avere tutto quanto l'occorrente, essere autonomi. Altro fatto estremamente importante che ribadiamo, i bivacchi possono essere utilizzati esclusivamente per l'emergenza. Perché solo ed esclusivamente per l'emergenza? Perché i bivacchi non possiamo andare su a sanificare, in quanto sono in località tante volte vicino alla cima delle montagne, in qualsiasi caso sempre molto distante rispetto ai rifugi alpini, e di conseguenza noi non possiamo farci carico tutte le volte che vengono utilizzate e procedere alla sanificazione. Quindi noi invitiamo le persone a utilizzare i bivacchi solo ed esclusivamente per i casi di emergenza. Quando entrano devono avere ovviamente i guanti alla mano e possibilmente essere da soli. Se trova qualche altra persona, ovviamente consigliamo la mascherina addosso e la distanza sociale. Presidente, anche il lavoro del soccorso alpino cambia in qualche modo, nel senso che laddove si deve intervenire non sarà più un intervento come prima, ma sarà un intervento con chi opera con tutte le misure di protezione necessarie, per cui anche questo deve essere... Sì, deve essere tenuto. Allora, il soccorso alpino interverrà trattando le persone come se si dovesse effettuare un intervento di pronto soccorso all'interno dell'ospedale. Quindi sarà attrezzato con tuta, maschera, mascherina, guanti,
e poi tutto quanto e tutto questo armamentario che dovrà avere addosso dovrà effettuare il soccorso. Questo è un aspetto estremamente importante che tutte quante le persone dovrebbero tener conto prima di avventurarsi in qualche luogo molto difficile che richiede magari l'intervento del soccorso alpino. Bisogna sempre pensare che il soccorso alpino in questo caso qua una volta di più rischia perché non conosce la persona dall'altra parte e non sempre è agevole l'intervento con maschera, visiere, e guanti e quanto altro. Le faccio un esempio: fare una calata estremamente è già di per sé complessa, avere addosso tutto quanto quell'armamentario lì per autotutelarsi, per non essere contagiati, avendo anche questo addosso diventa estremamente più complicata. Di qua l'invito a essere estremamente prudenti, soprattutto in questi 15 giorni. Le montagne non scappano, rimangono sempre lì. Ciò che noi facciamo, se lo facciamo con testa, è un segno di rispetto per gli altri, ma soprattutto per noi stessi. Un'ultima battuta flash, Presidente, perché ho la pubblicità tassativa. Che estate sarà in montagna? Sarà un'estate meravigliosa. Ottimismo. Per tutti quanti. Speriamo che le nuove regole non durino per sempre, ma che vi sia l'augurio è che quella che l'epidemia si tranquillizzi, il virus si tranquillizzi, tutto ritorni nell'arco di quest'estate nella normalità, dando la maniera alla montagna e soprattutto di chi vive di montagna, i rifugisti, gli albergatori e tutte quante le figure che vivono in montagna, da loro la maniera, il modo e la possibilità di rimanere in montagna avendo un interesse economico che gli permetta di rimanere in montagna, ecco. E questa è la parte più importante, ovvero dire garantire a tutte quante le persone che sono in montagna, che tutelano il territorio montano, rimanere in montagna con un'adeguata redditività, altrimenti vanno via e diventa una terra senza nessuno. Ringrazio tantissimo il Presidente del CAI del Veneto, Renato Frigo, per questo focus sulla montagna. Grazie Presidente, buon lavoro, grazie a presto. Arrivederci, grazie. Grazie a lei. Insomma, anche in qualsiasi caso la responsabilità e l'autodisciplina sono fondamentali. In montagna, in città, al mare, questa resta la parola d'ordine. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta. A proposito di interventi economici, la quinta commissione della Regione Veneto ha dato a maggioranza senza voti contrari il parere di competenza alla prima commissione su misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata al Covid-19. Nello specifico è prorogata al 31 dicembre 2021 la gestione dei fondi di rotazione da parte di Veneto Sviluppo, ampliando l'ambito di operatività di questi strumenti di finanziamento non solo per sostenere spese di investimento, ma anche la crescente domanda di liquidità delle imprese. Veneto Sviluppo potrà condividere con le banche il rischio di impresa. In questo modo verranno abbassati gli oneri di finanziamento. Votato a maggioranza senza voti contrari l'accreditamento istituzionale del Pronto Conselve Onlus, un'associazione di volontariato che svolge attività di soccorso e trasporto in ambulanza. Dunque anche la Regione in movimento al lavoro per far fronte alle richieste del mondo economico che ha subito delle pesantissime ripercussioni e che ancora sta subendo laddove non si è ancora potuto aprire. E poi le ripercussioni dal punto di vista psicologico dovute a questi mesi di lockdown e di quarantena forzata. Tante telefonate arrivano da lavoratori, anche da lavoratori in preda alla paura per il futuro e al timore di perdere la propria attività.
o da persone che vedono riacutizzarsi situazioni familiari di stress e tensioni pregresse. In generale, sottolinea Giannini, i sentimenti principali che ci comunicano e che chiedono di essere aiutati a padroneggiare sono ansia, depressione e senso di impotenza. In una settimana sono 30.000 le chiamate arrivate al numero verde di aiuto psicologico da tutta Italia, numeri significativi. Adesso vediamo il reportage che arriva dalla nostra redazione di Padova per quanto riguarda la situazione sui mezzi di trasporto pubblici oggi nella seconda giornata della fase 2. Vediamo la situazione. Ripartenza significa anche assestamento a partire proprio dai mezzi pubblici che da lunedì 4 maggio, dopo 2 mesi, si sono ripopolati di passeggeri. Ovviamente non sono mancati momenti critici nel corso della giornata, nelle fasce orarie cosiddette di punta e nelle linee storicamente più affollate. Bus Italia Veneto sta monitorando l'andamento dei flussi ed è già intervenuta con il potenziamento dei mezzi. Abbiamo avuto delle criticità su alcune linee, ad esempio c'è la 11, la 13, la 3, su queste siamo intervenuti immediatamente in quanto avevamo delle persone a disposizione che sarebbero intervenute dove si presentavano particolari criticità. Già oggi quelle corse che abbiamo messo in più ieri sono diventate strutturali, oltre ad aver aggiunto altre corse sulla linea 10, sulla linea 12 e sul sostitutivo del tram, e oggi quindi diciamo che non abbiamo ricevuto segnali di particolari criticità. La giornata di lunedì 4 maggio è stata particolare. Tra i fenomeni osservati un maggiore afflusso di passeggeri nelle linee dirette all'ospedale civile dove sono riprese le visite. Nei prossimi giorni l'azienda di trasporto pubblico interverrà con aumenti di corse ad hoc. Continuiamo così, visto che l'ordinanza ci dice di fare questo, noi continuiamo a monitorare, abbiamo delle persone in deposito che sono pronte a partire con dei nuovi mezzi qualora si verificassero delle criticità e monitoriamo quotidianamente. All'interno dei mezzi quotidianamente poi c'è la sanificazione 3 volte al giorno con disinfettanti al cloro e pulizia da parte degli autisti di maniglie, pulsantiere e sedili. E adesso una bella notizia che arriva sempre dal Padovano, era ricoverata dal 27 marzo all'ospedale di Schiavonia, adesso la signora Bruna è tornata a casa ad Este, dimessa proprio nel primo giorno della fase 2. 2 dita alzate al cielo in segno di vittoria. Dopo 39 giorni di ricovero nel Covid Hospital di Schiavonia, nonna Bruna, 95 anni, mamma di 4 figli, nonna e bisnonna, torna a casa nella sua Este. Era stata ricoverata con diagnosi coronavirus il 27 marzo scorso e dopo 1 mese e mezzo di cure da parte dell'equipe di medicina, neurologia, geriatria e cardiologia ha sconfitto il virus. Un enorme, sentito, autentico grazie. Sarò sempre grata alla dottoressa Lucy Leone e a tutti i suoi colleghi e collaboratori per aver dato a mia mamma una seconda vita, dice commossa la figlia Rita. La nostra azienda sanitaria è entrata nella fase 2, sottolinea il direttore generale Domenico Scibetta, e ci auguriamo che la storia a lieto fine di questa mamma, nonna e bisnonna sia di buon auspicio. Uno sguardo al sito del Corriere della Sera che riapre a quelle ipotesi che ormai sembra una certezza che il coronavirus fosse presente in Europa ben prima del primo caso registrato a Codogno il 21 febbraio. È accertato il virus era in Francia già il 27 dicembre. Storia del 43enne Amirouche. Sotto l'uomo 43enne malato di diabete, il 27 dicembre si era presentato al pronto soccorso con febbre alta, mal di testa, tosse secca e asma. Ora il professor Jean-Ralph Zara, capo del laboratorio di virologia a Bondy, ha analizzato di nuovo i tamponi naso-faringei con sintomi dei pazienti con sintomi simili a quelli del coronavirus dal 2 dicembre al 16 gennaio. E ancora la situazione europea: nel Regno Unito 32.000 morti per il virus, è il bilancio peggiore di tutta l'Europa. Il paese che non voleva chiudere ora non apre più. La Gran Bretagna pronta ad altre 3 settimane di lockdown. E a proposito di misure
misure per arginare il virus, un sondaggio di SVG secondo il quale gli italiani giudicano che la gestione dell'emergenza coronavirus nel loro paese sia stata più efficace rispetto agli altri paesi europei, Germania compresa e Stati Uniti. Soltanto alla Corea del Sud viene riconosciuta un'efficacia maggiore. È quanto emerge da questo sondaggio, che indaga anche sulle misure previste dal governo dal 4 maggio in poi. Sulla fase 2 la reazione dei cittadini non è omogenea, anzi in alcuni casi anche contraddittoria. Meno della metà, il 39%, le approva del tutto, mentre l'altra metà si divide tra chi le ritiene troppo restrittive da un lato e chi invece le valuta non sufficientemente prudenti. Se gran parte delle singole misure risultano largamente condivise, sono invece considerate eccessivamente restrittive da più di un terzo dei cittadini le posticipazioni delle riaperture di parrucchieri, bar e ristoranti, ma anche il prolungamento del divieto di celebrare la messa. In parte preoccupa la riapertura dei parchi e dei negozi. Dunque, gli italiani, se condividono le misure del governo, si trovano divisi per quanto riguarda la gestione della fase 2, solo però il nostro comportamento, non ci stancheremo mai di ribadirlo, potrà permetterci un nuovo allentamento delle restrizioni. Ci fermiamo qui, naturalmente la nostra edizione straordinaria torna più tardi alle 17:30 con ulteriori aggiornamenti e ulteriori notizie. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Sempre. Buon pomeriggio, ben ritrovati a questa edizione straordinaria. Oggi avete sentito nella consueta conferenza stampa le parole di Luca Zaia, parole che fanno ben sperare. Stiamo lavorando, ha detto, con il governo sull'ipotesi di poter avere un anticipo sulle riaperture rispetto alla data del 18 maggio. Potrebbe essere l'occasione, ha proseguito, di dare competenze in maniera differenziata alle regioni sui propri territori. Se siamo responsabili della salute dei cittadini, è altrettanto vero che il presidente di una regione possa decidere se aprire. Tutti abbiamo coscienza della messa in sicurezza, ma quando un operatore ha la protezione del cliente, alla protezione, siamo convinti che sia più che sufficiente, ha concluso, a garantire la salute di entrambi. Ovviamente poi ha ribadito anche l'importanza della responsabilità di ognuno di noi, quindi di rispettare sempre le regole. Lo abbiamo visto anche in questi giorni, la diminuzione dei contagi proprio in questi giorni di casi positivi. Ricordiamo che questa mattina erano 24 i casi positivi rispetto a ieri sera, quindi 7.116 le persone positive attualmente nella nostra regione, mentre sono in diminuzione anche le persone in isolamento domiciliare, 6.353. 926 invece le persone in ospedale, meno 17 rispetto alla giornata di ieri, 98 in terapia intensiva, anche in questo caso in diminuzione con meno 3 persone, 5 ancora i decessi. Abbiamo parlato durante queste edizioni straordinarie anche di molte categorie che sono in estrema difficoltà, tra queste anche gli studi odontoiatrici. Noi abbiamo in collegamento proprio in questo momento il presidente Federico Zanetti, lo vedo già sullo schermo. Buon pomeriggio, presidente. Non so se il presidente riesce a sentirmi. Niente, non mi sente ancora, quindi aspettiamo di poterci collegare, appunto perché abbiamo parlato con lui anche questa mattina e ci diceva che insomma i dati sono davvero gravi, la situazione è all'estremo anche per gli studi odontoiatrici. Per quanto riguarda invece la fase 2, Unioncamere ha dato alcuni dati, sono 580.000 veneti che sono tornati al lavoro. Questi dati di Unioncamere, 180.000 imprese venete ieri hanno riaperto i cancelli, più di 580.000, quindi gli addetti teoricamente interessati, di cui
460.000 dipendenti, di questi il grosso, oltre 300.000 dipendenti, riguarda invece il manufatturiero, 50.000 dipendenti riguardano il commercio all'ingrosso, altri 40.000 riguardano l'edilizia. Teoricamente è d'obbligo rimarcato perché le possibili riaperture a pieno o parziale sono condizionate non tanto ormai dal decreto ma dai mercati, dalla continuità di funzionamento delle filiere. Rivedo di nuovo il Presidente. Presidente, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera. Dunque stavamo parlando prima, categorie in grande difficoltà, in grossa difficoltà, fra queste anche gli studi odontoiatrici, si diceva insomma chiusi da mesi e aperti solo per le emergenze, la situazione è all'estremo. Sì, io ho pensato 2 minuti fa una parola che è precisa per la nostra situazione. Non è né aperti né chiusi, ma limitati. Noi ci siamo semplicemente adeguati a quella che è stata la richiesta del DPCM dell'11 marzo e quindi abbiamo limitato gli accessi ai nostri studi per evitare la circolazione delle persone, riferendoci solo a pazienti con urgenze e con terapie non differibili. Per cui ecco, perché c'è sempre la distinzione fra chi dice gli studi erano chiusi, gli studi erano aperti. No, gli studi erano aperti ma limitati alle urgenze. Ecco, lei prima abbiamo visto anche in un comunicato alcuni dati, diceva insomma dati che fanno tremare, leggo nel comunicato. In seguito a questa decisione, che è stata una decisione su base volontaria, che ha provocato 2 effetti ovviamente. Il primo effetto, oltre a seguire il DPCM, noi abbiamo ovviamente rispettato il nostro codice deontologico per cui gli studi erano aperti per le urgenze, quindi non lasciando i pazienti con problematiche odontoiatriche che si riferissero agli ospedali. Questo però ha provocato ovviamente un calo del lavoro e quindi l'attività lavorativa si è ripercossa immediatamente sui nostri collaboratori. Per collaboratori intendo consulenti, quindi sempre colleghi che però praticano presso i nostri studi delle terapie ulteriormente specialistiche e questi sono stati praticamente lasciati a casa quasi da subito. Mi sto guardando i dati, l'88% sono stati lasciati a casa praticamente nell'immediatezza dell'inizio della pandemia e hanno avuto un crollo dei loro compensi tra 60 e 100% tra marzo e aprile. Per quello che riguarda invece i titolari degli studi, i titolari appunto come dicevo prima che hanno limitato queste entrate presso i propri studi hanno avuto un calo di circa il 90% dei loro compensi e soprattutto hanno posto, utilizzando la cassa integrazione in deroga, circa l'85% del proprio personale. Se vuole da un altro dato, sì, anche sul fatto che comunque le spese fisse sono rimaste e quindi il 98%, quindi tutti i colleghi hanno attinto a proprie risorse personali per coprire le spese dello studio. Ecco, questa è la situazione attuale, quello che è accaduto 2 mesi fa. Ora attualmente voi in realtà insomma dispositivi li avete, mascherina, guanti, questa è una cosa che voi utilizzate in ogni caso e prima ancora ovviamente di questa emergenza. Che cosa cambierà però d'ora in avanti per voi? Allora, intanto quello che è già cambiato è che negli ultimi 2 mesi i nostri dispositivi, che come giustamente diceva lei, sono sempre stati parte delle nostre procedure, in questo momento sono diventati improvvisamente carenti e difficili da trovare. I nostri depositi continuano a riferirci che c'è questo blocco da parte della protezione civile per cui noi di fatto facciamo fatica ad avere sia le nostre mascherine, sia le altre mascherine, quelle filtranti, le FFP2, sia tutto il monouso che abitualmente utilizziamo e che adesso è stato ulteriormente implementato perché tutte le procedure per la pandemia, per il Covid-19, hanno implementato procedure, hanno implementato utilizzo di monouso e in questo momento noi abbiamo sicuramente delle forniture che ci permettono di riaprire in sicurezza, però molto limitate. Le richieste vengono contingentate, per cui se prima potevamo fare ordini a stock di mascherine, adesso arrivano quantitativi molto limitati. Ecco, cosa cambierà ora, a parte insomma i dispositivi ovviamente, che cosa cambierà per voi? Allora, è già cambiato tutto. I pazienti che si sono riferiti a noi in questo periodo per una questione di urgenza hanno già visto che è cambiato tutto. Innanzitutto noi abbiamo l'obbligo di riferirci come medici odontoiatri alle indicazioni dell'INAIL, dell'Istituto Superiore della Sanità, degli ordini dei medici, quindi ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
e come associati ANDI anche alla nostra associazione. Abbiamo immediatamente rivisto tutte le procedure che riguardano i documenti di valutazione dei rischi e abbiamo implementato procedure e DPI sia per quello che riguarda i pazienti sia per quello che riguarda il nostro personale. Se vuole io le faccio un excursus, però ho bisogno di un po' di tempo perché le cose sono tante. Mi dica, siamo qui. Allora, noi iniziamo da un triage telefonico che è iniziato praticamente proprio all'inizio della pandemia di Covid-19. Quindi attualmente i nostri pazienti che già prima erano riferiti a noi solo su appuntamento, ma adesso è proprio diventato un obbligo. La porta dello studio non si apre se il paziente non è stato prima chiamato ed è stato fatto un triage telefonico. Questo serve per limitare l'accesso allo studio di persone che abbiano sintomatologie compatibili con il Covid. Ovviamente facciamo riferimento anche a tutte quelle che sono le richieste di contatti, di non contatti che questi pazienti abbiano avuto con personale che è risultato poi positivo, con persone positive e di conseguenza facciamo un pre-triage. Quando il paziente accede in studio, subito dopo l'accesso, quindi la solita sanificazione delle mani, quindi il lavaggio delle mani e aggiungerei anche una disinfezione con delle sostanze disinfettate a base di alcol fondamentalmente. E il paziente si reca sempre con la mascherina su presso la nostra zona operativa e solamente in quel momento, quando noi accediamo adeguatamente, come si dice, preparati, in quel momento e solo in quel momento il paziente toglie la mascherina. Durante tutte le procedure noi abbiamo implementato tutta la parte che riguarda sia le parti più semplici che vanno da un doppio sciacquo sia di clorexidina che già facevamo prima, adesso è stato aggiunto uno sciacquo con del perossido di idrogeno con una concentrazione all'1%, perché questo è attiva contro il Covid-19. Sono tutte cose in più, non è detto che siano sufficienti per combattere o per ostacolare la diffusione del virus, però sicuramente sono utili. Quindi in questo momento, in un momento in cui le evidenze scientifiche non sono così tante e quindi ci basiamo anche su quelle che sono riportate ma con numeri molto bassi da studi, noi cerchiamo di implementare tutto quello che è a nostra disposizione anche quando la loro efficacia sia in questo momento dubbia. Comunque noi le mettiamo in atto. Il paziente poi segue... Sì, no, mi dica, mi scusi. Noi praticamente ci presentiamo coperti da monouso, perché in questo momento abbiamo implementato i nostri camici monouso, abbiamo implementato i calzari, abbiamo implementato le mascherine che possono essere le mascherine chirurgiche, ma il più delle volte sono delle mascherine filtranti, quindi delle FFP2. Usiamo delle visiere. Usavamo già prima l'aspirazione chirurgica ad alta velocità, quindi quelle sono semplicemente state implementate e quindi tutte le procedure vengono poi utilizzate secondo anche quelli che sono schemi che utilizzavamo già prima, perché molto di quello che facciamo veniva già messo in atto prima. Per quanto riguarda poi la dimissione del paziente a fine della terapia, il paziente viene accompagnato al di fuori della zona operativa, qui viene fissato un nuovo appuntamento e poi basta, il paziente esce. Ogni volta che il paziente accederà nel nostro studio dovrà firmare una compilazione, una integrazione della sua anamnesi che riguarda proprio domande specifiche riguardano il Covid. Ecco, adesso che siamo arrivati alla fase 2, insomma siamo al secondo giorno, sì. Quindi sicuramente una movimentazione di persone maggiore ovviamente, e questo un po' sta tornando anche alla normalità per voi? Ecco, questo è quello che noi ci auguriamo. Ovviamente il 4 maggio era ieri, quindi abbiamo poche possibilità ad oggi di verificare questo. Noi abbiamo in tutti i modi consigliato ai colleghi di muoversi con molta prudenza, di seguire le procedure, di usare i DPI, e quindi gli studi erano già sicuri prima, devono esserlo ancora di più adesso. Sicuramente però siamo consapevoli del fatto che noi non rispettiamo ovviamente, come tutte le procedure sanitarie, la distanza, perché siamo al di sotto di quel famoso metro, e soprattutto noi siamo davanti alla bocca, quindi in una zona sicuramente a rischio.
Anche per questo noi abbiamo chiesto alla sanità regionale di essere inseriti, come tutti gli operatori sanitari, all'interno di quelle indagini seriologiche, i tamponi, perché vorremmo anche verificare quanto questa pandemia abbia effettivamente, che tipo di effetti abbia avuto su di noi. Noi abbiamo fatto un questionario interno in cui i numeri sono non bassi, bassissimi, e questo penso sia dovuto alle procedure che mettavamo già comunque in atto anche prima. Detto questo, però, è chiaro che un dato epidemiologico su base regionale ha tutto un altro valore. Certo, e voi come dentisti siete stati sottoposti a tamponi? No. Noi come dentisti non siamo chiesto? attualmente... Sì, noi abbiamo chiesto al Presidente Zaia, non abbiamo ancora ottenuto risposte, anche gli ordini hanno chiesto, sempre per la parte odontoiatrica. Al momento non abbiamo ancora ottenuto risposta. Però... Anche perché questo, mi scusi Presidente, rassicurerebbe non solo voi ma anche il paziente. Sì, il paziente doveva essere già rassicurato prima, nel senso che noi pensavamo di arrivare ad oggi già inseriti in certi protocolli. Quello che ci preoccupa è che ancora non abbiamo avuto comunicazioni. Io presumo che anche noi saremo inseriti in questi protocolli in quanto parte della sanità, per quanto privati, però al momento non abbiamo avuto comunicazioni. Ho capito. E cosa chiede adesso, per esempio, al governo? Cosa auspica in questo momento? Questa è una bella domanda. Noi siamo, come tutte le attività produttive, in questo momento fermi, e quindi la problematica nostra prima di tutto riguarda i nostri pazienti, perché noi lavoriamo se i nostri pazienti hanno la possibilità di venire presso i nostri studi. Nel momento in cui i nostri pazienti sono già in difficoltà, probabilmente la difficoltà poi si ripercuoterà su di noi, perché se i pazienti non hanno la possibilità di accedere agli studi e di pagare le prestazioni, sicuramente non faranno altro che posticipare le cure. Noi fino ad oggi abbiamo temporeggiato, usiamo questo termine, abbiamo sospeso le terapie che non erano indifferibili, e adesso queste piano piano gradualmente riprenderanno. Quello che abbiamo rivisto all'interno dei nostri studi è proprio la programmazione degli appuntamenti, che sono diventati per forza di cose molto più lunghi, e la programmazione è diventata molto rigida. Cerchiamo di fare accedere negli studi persone senza accompagnatori dove questo sia possibile, quindi non nel caso di minori o di pazienti autosufficienti, proprio per limitare l'afflusso il più possibile. Però anche queste diventano tutte procedure che poi alla fine portano a far sì che le persone che accedono ai nostri studi siano ancora minori rispetto a quelle che già accedevano prima. Un po' la problematica che vedo un po' di tutte le attività, cioè la ripresa va bene, poi bisogna capire come. Ecco, noi intanto stiamo provando a ripartire, fra qualche tempo cercheremo di capire se questa ripartenza ha dei costi sostenibili o no. In questo momento da medici ripartiamo, poi dopo vedremo anche la parte economica. Grazie davvero Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito e per averci spiegato anche quest'altra problematica, perché insomma si parla di categorie, si parla di commercianti artigiani, ma ovviamente anche la vostra insomma è in estrema difficoltà. Grazie davvero e buona continuazione di serata. Posso sì, aggiungere un'ultima cosa? Assolutamente sì. Mi ha fatto un riferimento allo Stato, allora solo una cosa io dico dello Stato. Lo Stato ha creato questo bonus per i lavoratori autonomi a cui noi accediamo tramite il nostro ente previdenziale che si chiama ENPAM, l'ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri. Quindi noi accederemo a circa 1.000 euro per 3 mensilità, questo è quello che verrà corrisposto, tramite il nostro ente previdenziale. Il problema è che lo Stato ha deciso, almeno al momento ha deciso questo, speriamo che poi ritorni sulle proprie decisioni, e questi 1.000 euro saranno tassati alla fonte con una ritenuta d'acconto del 20%, e poi il restante andrà a accumularsi con il reddito dell'anno, quindi poi verrà tassato con la tassazione normale. Noi avevamo chiesto, come per i 600 euro dell'INPS, che questi soldi venissero dati senza la tassazione, in maniera che fossero già esentasse. Ecco, al momento questo non è stato fatto. Per il resto quello che noi abbiamo utilizzato sono appunto la cassa integrazione in deroga, e abbiamo cercato di sospendere tutto quello che era possibile sospendere in termini di leasing finanziari, di mutui per gli studi o per quant'altro, cercando di posticipare le spese almeno di qualche mese.
Grazie davvero, grazie Presidente. Grazie, buona serata. Dunque avete sentito, purtroppo ci sono molte categorie che sono in estrema difficoltà e proprio di questo ne parliamo insieme, lo vedo già in collegamento con Roberto Marcato, assessore regionale alle attività produttive. Buon pomeriggio, anzi ormai buonasera Assessore. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Dunque abbiamo sentito anche il Presidente degli studi odontoiatrici, anche loro in estrema difficoltà, insomma ci dicevano sono anche loro ormai veramente allo stremo proprio. Lei ci diceva oggi ho firmato una delibera. Sì, oggi ho portato in giunta una delibera importante, molto importante. Abbiamo dedicato 30 milioni di euro per agevolare il credito per le nostre aziende. Ovviamente questo è dedicato alle piccole e micro imprese che poi sono l'ossatura portante della nostra economia, perché non dimentichiamoci mai che oltre il 95% delle imprese venete ha meno di 10 dipendenti, quindi stiamo parlando di una frammentazione produttiva che è tipicamente nostra e abbiamo dedicato questo provvedimento per dare la possibilità a loro di avere il credito. Tra l'altro, a differenza del provvedimento nazionale, quello del governo, l'accesso al credito è assolutamente gratuito e a tasso zero, quindi l'impresa che accede a un finanziamento presso la banca che usufruisce del nostro provvedimento non dovrà pagare né una lira di spese né avrà nessun tipo di interesse. Credo questo sia un passo avanti davvero, davvero importante. Ecco, sì, sicuramente questo sarà veramente importante per queste microimprese. Ci spiega esattamente cosa deve fare a questo punto, perché poi sono le domande che ci faranno i piccoli imprenditori, gli artigiani, che cosa devono fare per poter attingere a questo mutuo? Allora, intanto io oggi ho presentato il provvedimento in giunta, è stato approvato all'unanimità ovviamente, adesso deve andare in commissione regionale, commissione che si terrà a giorni, quindi sarà una cosa velocissima, ritornerà in giunta per l'approvazione definitiva e poi, come dire, la palla, tra virgolette, passa a Veneto Sviluppo, che è la nostra finanziaria. E Veneto Sviluppo avrà tutta l'interlocuzione con il mondo del credito. In particolar modo devo dire che questo provvedimento è dedicato ai confidi e alle BCC. Perché questo? Perché in realtà questi sono intermediari finanziari che non hanno la possibilità di avere l'accesso alle provviste della BCE e due perché sono esattamente gli intermediari che hanno più contatto con quel tipo di impresa a cui facevo riferimento prima. Quindi potranno rivolgersi tranquillamente a questi istituti e avranno la possibilità di avere questo credito. Ovviamente le associazioni di categoria saranno opportunamente informate e quindi a loro volta loro informeranno anche i loro iscritti, ma attraverso di voi che fate un servizio straordinario di informazione all'utente, sicuramente nel momento in cui partirà l'operazione presso le banche, noi vi terremo informati e potrete comunque comunicarlo. Ecco, lei oggi ci diceva arriviamo noi dal Veneto dove insomma dal governo non arrivano. Ma guardi, io ho appena finito adesso la Commissione Attività Produttive Nazionale e abbiamo avuto un incontro con il governo, nel senso che lì a rappresentare il Ministero dello Sviluppo Economico c'era il sottosegretario. E io a lui l'ho detto in maniera molto chiara e netta. Insomma, noi abbiamo dei dati estrapolati dalla CGA di Mestre che ci dicono che al 30 di aprile su un totale di attività del nostro paese che è nell'ordine dei 5 milioni e 280 mila che hanno fatto richiesta, cioè le richieste che loro hanno portato alla Cassa Depositi e Prestiti è di 47.300 aziende, che è meno dell'1%, cioè ad oggi lo 0,9% sono le richieste arrivate in Cassa Depositi e Prestiti per avere quel famoso finanziamento dei 25.000 euro. Il sottosegretario mi ha detto che adesso hanno aggiornato i dati un po' di più, però anche lui obiettivamente diceva sì, effettivamente non sta dando i risultati che anche noi ci aspettavamo. E allora abbiamo cercato di capire perché questo strumento non funzionasse e ne abbiamo fatto uno noi
con ovviamente la speranza che questo funzioni di più. Dopodiché, guardi, io lo dico in tutte le sedi, io non mi innamoro mai degli strumenti, io mi innamoro degli obiettivi. Noi dobbiamo dare liquidità alle nostre imprese, dobbiamo fare dei provvedimenti che servano. Se servono bene, se no a me non me ne frega niente, io torno indietro e ne faccio un altro. Questo l'abbiamo fatto sulla scorta di richieste precise delle categorie economiche e analizzando i punti deboli del provvedimento dei 25.000 euro. Io mi auguro che questo funzioni, anche perché se funziona bene, nella delibera l'ho già messo, che possiamo arrivare tranquillamente ai 50 milioni di euro. Senta, oggi il governatore Zaia ha detto stiamo lavorando con il governo per cercare di riaprire prima possibile, prima del 18 maggio. Una speranza? Sì, beh, no, diciamo qualche segnale timido il governo lo sta dando. Infatti io oggi l'ho chiesto anch'io al governo e gli ho proprio detto, insomma, è una cosa che ormai dico da un paio di settimane. Lo strumento di valutazione del codice Ateco per dire se un'azienda può aprire oppure no, oggi non ha più senso ed è stato dai fatti superato. Oggi bisogna far aprire tutte quelle attività che riescono a garantire salubrità dei locali e la salute degli addetti ai lavori, dei lavoratori. Punto. Questo deve essere l'unico parametro. Se prendiamo per buono questo parametro è del tutto evidente che il DPCM di Conte va assolutamente superato. Guardi, le do anche un altro dato. Abbiamo fatto una serie, lo Spisa ha fatto una serie di analisi presso le aziende, sono state visitate migliaia e migliaia di aziende, il 98% delle aziende visitate è risultato in regola. Quindi insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, io sono assolutamente ottimista sul fatto che le nostre aziende riescano a lavorare rispettando le prescrizioni sanitarie e di sicurezza. Per cui bisogna dare la possibilità a parrucchieri, a estetiste, a barbieri, a baristi, agli ambulanti, agli albergatori. Ovviamente bisogna studiare come, capire bene come, ma bisogna dare loro la possibilità di aprire. Delle due l'una. Li teniamo chiusi, benissimo, allora tu mi devi fare un provvedimento ad hoc per queste categorie che consenta loro di sopravvivere, di continuare a sopravvivere e di avere la forza economica per riaprire fra 6 mesi, perché altrimenti non è possibile che gli altri partono e questi restano fermi ai blocchi di partenza, però nessuno li aiuta. Cioè, è una cosa che francamente urla vendetta questa. Ecco, anche il fatto di aprire magari in maniera diversa da regione a regione, si parlava anche di questo? Sì, guardi, anch'io l'ho ribadito oggi in commissione, questa è un'esigenza. Io spero che il coronavirus quantomeno lasci una traccia di beneficio nel nostro paese e questa traccia potrebbe essere quella di capire che il paese è uno, ma non è tutto uguale. Non lo è per diversità produttiva, cioè, se il Veneto ha il 97% di aziende sotto i 10 dipendenti e il Piemonte invece, la realtà piemontese o lombarda è fatta dalle grandi e grosse aziende, è del tutto evidente che io ho delle esigenze diverse. Ma poi l'impatto stesso che ha avuto il coronavirus sull'economia delle varie regioni è assolutamente diversa e la risposta che è stata data è assolutamente diversa. Noi abbiamo un sistema produttivo che oggi è in grado di sostenere l'apertura in sicurezza. E cioè, se qualche altra regione non ha questa capacità, cioè, non è che possiamo aspettare tutti. Io come faccio a giustificare il mio artigiano che è lì pronto per partire perché magari l'artigiano di un'altra regione non è in grado di ottemperare alle prescrizioni previste? Cioè, sarebbe un'ingiustizia economico-sociale francamente inaccettabile questo. Ecco, se sono un'altra cosa, tutti questi, gli artigiani, i commercianti, insomma, lamentano il fatto che mancano linee guida, nel senso sì ripartiamo, ma dal governo non ci dicono come, che cosa dobbiamo mettere divisori, non dobbiamo mettere, cioè che cosa fare alla ripartenza. Allora, dei protocolli sono stati firmati, io stesso assieme alla collega Donazzan abbiamo firmato il protocollo, quello previsto dal governo a livello nazionale, l'abbiamo declinato assieme alle categorie datoriali e assieme ai sindacati e l'abbiamo siglato in modo tale da, come dire, da farne uno in salsa veneta che rispettasse però le direttive nazionali. Quindi un protocollo di sicurezza esiste. È del tutto evidente che però su questo bisogna fare approfondimenti perché non tutte le aziende hanno le stesse esigenze o le stesse capacità e serve uno sforzo
uno sforzo ulteriore da questo punto di vista. E dopodiché c'è tutto il tema del turismo, ecco, lì siamo ancora in alto mare, perché se le ipotesi che abbiamo visto sono quelle fantascientifiche di mettere degli scatoloni di plexiglass a 40 gradi all'ombra ad agosto fra ombrellone e ombrellone, sì, a meno che qualcuno non si candidi a diventare un Wüstel, non credo che sia una soluzione percorribile. Ecco, lì bisogna approfondire molto, perché bisogna dare strumenti non solo finanziari, ma anche linee guida, strumenti chiari, per esempio agli albergatori, ai baristi, ai ristoranti, per poter aprire. Questo è del tutto evidente. Ecco, lei diceva appunto delle attività anche balneari, ma la stagione praticamente diciamo che è iniziata in realtà, anche se non è iniziata di fatto, e quindi loro hanno bisogno... Da un punto di vista stagionale e meteorologico, sì. Da un punto di vista produttivo e commerciale, ahimè no. E quindi bisogna rincorrere assolutamente, perché nel momento in cui noi arriveremo a una condizione di salubrità sostenibile, cioè non è che possiamo dire bene, abbiamo sconfitto il coronavirus, da domani mattina partite tutti. Sì, partite tutti come? Cioè, devono capire che un albergo non è una utilitaria che tu accendi e spegni e metti in garage e quando la riaccendi è pronta. Un albergo è un mastodonte che va gestito con tempi, con delle modalità precise, con dei costi. Cioè, vuol dire, è una macchina complessa, un ristorante è una macchina complessa, un bar è una macchina complessa, a maggior ragione poi se dobbiamo anche mettere in atto tutta una serie di attività per mettere in sicurezza gli utenti e i clienti. Cioè, noi oggi dovremmo già avere tutto da questo punto di vista, dovremmo avere anche una deadline, cioè dire apriamo a fine giugno, apriamo a metà luglio, perfetto, va bene, però mi dici che io a metà luglio apro a queste condizioni e quindi posso anche iniziare tutta una campagna di comunicazione da oggi nei confronti del mondo universo per dire Venezia che è bella lo sai già, che è sicura te lo diciamo noi. Ecco, con questo slogan dovremo iniziare a fare comunicazione, ma finché non abbiamo né una scadenza né delle modalità, tutto questo diventa molto molto difficile. Ecco, Assessore, ieri abbiamo intervistato la sindaca di Cavallino Tre Porti, ci diceva la situazione è veramente tragica, ovviamente loro vivono praticamente di turismo, quindi dice se non abbiamo un via, una data per poter riaprire, io dice mi trovo costretta ad andare anche a Roma a far sentire la nostra voce. No, ha ragione e io sono assolutamente vicino a lei e vicina a tutti i nostri sindaci che devo dire senza smania di apparire, senza voglia di fare polemiche stupide, sterili, senza voglia di fare dichiarazioni roboanti, in silenzio, con una dignità che li contraddistingue davvero straordinaria, stanno lottando per i propri cittadini, per i propri imprenditori. La capisco perfettamente e ha perfettamente ragione. Ecco, un'ultima cosa invece, Assessore, invece è successa una cosa invece diversa. A Montegrotto, non so se ha sentito, l'albergo ha violato il DPCM e ha avuto uno stop per un mese perché sono stati trovati ospiti in piscina nel centro benessere. Anche questo purtroppo accade. Bisogna stare attenti perché se non si può, nel senso che intanto è l'esasperazione anche no, per aver lo capisco, però sa, è come quelli che vanno in giro in 5-6 senza mascherine. Cioè non è che io sono più stupido che rimango a casa o mi metto la mascherina e i guanti quando esco, non è che sono più stupido, io sono solo responsabile. Allora, e tutti gli altri alberghi che rimangono chiusi, che non hanno e che stanno patendo le pene d'inferno, non è che sono degli idioti, sono imprenditori. E quindi insomma il fatto di rispettare le regole significa rispettare anche il tuo collega imprenditore. Dopodiché io adesso non so se sia equa o non equa, bisogna stare sempre molto attenti perché in questo momento qua chiudere aziende, dare multe stratosferiche, sì ragazzi, sono 3 mesi che questi qua non vedono una lira e stanno solo spendendo, bisogna stare un po' cauti, ecco. Però il rispetto delle norme, questo senz'altro bisogna farlo. Ecco, un'ultima domanda, poi la lascio. Secondo lei, più o meno, si potrà sapere quando, insomma, magari una possibile, la speranza, insomma, di molti di vedere la riapertura? Beh, cioè, se mi chiede una speranza, io le dico fra un quarto d'ora.
Se vuole una data precisa, no, non sono in grado di dirgliela, perché insomma ci sono molte voci, però è anche inutile, cioè, una notizia la si dà se è certa, altrimenti non ha nessun senso. Noi stiamo lavorando perché si possano anticipare le aperture, questo sì. Devo dire che il governo in qualche modo sta cercando di recepire le nostre richieste, vedremo. Io sono un ottimista incallito, impenitente, quindi insomma, spero che si arrivi a questa apertura quanto prima. Grazie davvero, grazie Assessore, buona serata e buon lavoro, grazie. Grazie a voi. Ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Sempre. Rieccoci nuovamente in studio, dunque sono arrivati gli aggiornamenti del bollettino regionale, quindi sono 41 i casi positivi rispetto a questa mattina, quindi in Veneto attualmente positivi sono 6.947, mentre sono 6.353 le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece le persone ricoverate in ospedale sono 912, quindi continua a diminuire il numero dei ricoverati, 90 anche qui in diminuzione, meno 8 persone le persone che si trovano in terapia intensiva, e invece sono ancora 9 i decessi. E ne avevamo parlato prima, lo avevamo anticipato, un caso di un hotel termale che ha fatto entrare i clienti in piscine per cure estetiche. Il sindaco lo ha chiuso per un mese, trovati i lavoratori anche senza mascherina. Guardiamo. Bagnanti in piscine e clienti al centro benessere in barba alle disposizioni del DPCM. Così il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, ha disposto la chiusura per 30 giorni dell'Hotel Sollievo. Tutti gli ospiti dovranno lasciare la struttura entro 48 ore, le piscine dovranno essere svuotate e gli ambienti sanificati. L'ordinanza è stata firmata dopo la constatazione di ripetute violazioni delle norme anti-Covid che già in aprile avevano portato alla sospensione per 5 giorni dell'attività dell'Hotel Sollievo. Ovviamente la salute in questo momento storico viene prima di tutto e certi comportamenti purtroppo non mi hanno lasciato alternative a questa azione, perché partiamo da un presupposto che il possibile sviluppo di contagi in un albergo termale avrebbe degli effetti devastanti per tutto il settore e per tutto il territorio, e questo non possiamo permettercelo. Quindi invito tutti alla responsabilità, anche perché questa ordinanza è stata firmata dopo la constatazione di ripetute violazioni delle norme anti-Covid. Il 3 maggio i carabinieri di Montegrotto e Abano si sono nuovamente ripresentati in albergo e questa volta hanno trovato persone all'interno della struttura senza una valida ragione di cura o di altro tipo e hanno verificato che diversi lavoratori svolgevano le loro attività senza mascherina a distanza ravvicinata e per questo sono stati denunciati assieme all'amministratore unico della società. Il territorio si sta comportando bene, i nostri imprenditori stanno seguendo alla lettera tutte le normative. In questo caso purtroppo ho dovuto fare una cosa che mai mi sarei aspettato di fare. Dunque l'avete sentito, bisogna assolutamente rispettare le regole, questo ovviamente anche e soprattutto per la salute pubblica. Noi siamo adesso in collegamento, lo vedo nello schermo, con Lino Bertin, presidente regionale ANACI, amministrazioni condominiali. Buonasera. Buonasera. Dunque, situazione difficilissima, immagino che insomma, questi 2 mesi per lei non siano stati semplici, gestire insomma, i condomini, i condomini, tutto quello che poi doveva accadere all'interno. No, certamente sì, perché tra l'altro non ci sono state indicazioni da parte della politica a tutti i livelli che riguardavano i condomini, quindi ogni amministratore ha dovuto in qualche modo organizzarsi, ecco, fare il discorso come un buon padre di famiglia, andando a indicare e a cercare di convincere i condomini a rispettare le norme generali che però all'interno del condominio vanno ulteriormente precisate, quindi abbiamo cercato di sanificare quando c'era bisogno di sanificare, di indicare che negli ascensori si va uno alla volta, che quando si esce dalla propria abitazione
è necessario avere la mascherina e i guanti, ma purtroppo, come dicevo, indicazioni generali non ce ne sono stati e quindi è stato un po' un problema gestire sempre ogni caso. Per esempio, non c'è l'obbligo da parte della protezione civile di avvisare l'amministratore nel caso in cui ci sia all'interno di un condominio uno che è stato ricoverato o addirittura qualcuno che è morto. L'abbiamo scoperto indirettamente e in quel caso non avevamo direttive precise da cosa fare. È chiaro che la prima cosa è stata quella di sanificare le parti comuni, ma più in là noi non sapevamo cosa fare. E quindi qui purtroppo c'è mancato un collegamento. Sembra quasi che la politica si sia dimenticata dei condomini, pur sapendo che la maggior parte dei cittadini italiani, ben 14 milioni, abitano nei condomini, quindi stando a casa stanno all'interno del proprio condominio. E quindi, come ripeto, noi abbiamo cercato di dare indicazioni ai nostri amministrati cercando di convincerli anche alle cose minimali. Per esempio, c'è stato, soprattutto dopo il primo mese in cui c'è stato più rigore, diciamo, nel rispettare le norme, anche soprattutto nei condomini in cui c'è una parte del verde condominiale abbastanza magari importante, sono verificati una serie di mini assembramenti, perché i genitori non volendo tenere i propri figli all'interno degli appartamenti magari li avevano lasciati andare insieme non solo da soli come gruppo abitativo, ma anche insieme ad altri amici e compagni nelle zone condominiali. Quindi convincere i genitori che gli assembramenti anche all'interno dei condomini erano vietati. Ecco, mi sembrava, mi scusi Presidente, di capire che è mancata proprio la comunicazione tra le autorità, le istituzioni e voi, insomma, perché esatto. Ovviamente non avere una persona insomma, morta di Covid e non avere avvertito poi l'amministratore, insomma, penso che sia una cosa abbastanza grave. Sì, esatto, ma si sono giustificati dicendo che non possono perché c'è la privacy, d'accordo, però il problema è che almeno avessero dato le indicazioni dell'obbligatorietà della sanificazione, perché in alcuni condomini li hai fatti perché hai saputo, ma ufficialmente non potevi saperlo, quindi i condomini ufficialmente non sanno che all'interno del loro condominio c'è stato uno che è stato ricoverato all'ospedale o addirittura è morto, perché ci sono stati appunto i casi gestiti anche direttamente con queste problematiche. Ripeto ancora, non si è pensato al discorso del condominio. Pensate che all'inizio addirittura non si lasciava che le ditte che facevano le pulizie si presentassero ai condomini. Sono state alcune ditte multate perché andavano a fare le pulizie nei condomini. Abbiamo dovuto intervenire presso i prefetti perché venissero appunto dati i permessi. Quindi è una cosa assurda, ma è successo anche questo, quindi soprattutto le prime settimane. Ecco, le criticità maggiori, Presidente, quali sono state in questi mesi? Mi diceva anche la problematica forse dei giovani, che è stato più difficile, insomma, da... Sì, ma ecco, non tanto, ecco, ripeto, non i giovani, ma magari i ragazzini, perché i genitori non sono riusciti a tenerli, perché distinguiamo, c'è stata responsabilità appunto anche da parte dei genitori e anche in questi giorni in cui ci si è allentato la problematica, si è ripresentato il problema, che questa mattina ho avuto una segnalazione dicendo: ma guarda, qua nel giardino condominiale c'è un gruppetto di ragazzini che stanno giocando a pallone. I genitori sono giustificati, ma devono pur muoversi questi ragazzini. Sì, ma se non è stato lasciato aperta le palestre, non vedo perché dobbiamo permettere che quindi giochino insieme, voglio dire, più nuclei familiari nelle parti condominiali, insomma. Ecco, come rispetto delle regole, Presidente, mascherine, guanti, insomma lì ci sono anche appunto, come diceva lei, parecchie zone comuni, questo viene rispettato dai condomini? Diciamo che abbastanza, ecco, diciamo che una buona parte, una buonissima parte lo rispetta, anche se ci sono le eccezioni purtroppo ancora. Sì, non c'è stato, diciamo, liberismo in questo senso.
come dire, il problema poi che si aggiunge, ecco, nei condomini, anche questo non è stato gestito nonostante le richieste che abbiamo fatto al governo, eccetera, quello di capire come si può affrontare la problematica della gestione nel momento in cui non è possibile fare assemblee condominiali, da marzo non si possono più fare. Però le spese condominiali devono essere pagate, perché altrimenti i servizi non possono essere garantiti, e ci sono parecchi che appunto dicono: ma non avendo approvato il preventivo noi non paghiamo. Ecco, anche queste indicazioni non ci sono state. C'è stata solo una trasmissione che ricordo dopo la prima settimana, che ha ribadito: guardate che le spese condominiali, i versamenti non sono interrotti. Ma anche questo dovrebbe essere un po' l'indicazione. Ripeto, stiamo parlando di 14 milioni di cittadini che abitano nei condomini, e sono regole che valgono appunto per tutti quanti. Purtroppo, nonostante le varie richieste che sono state fatte, non c'è stata una risposta, un minimo di citazione anche nei PCM, nelle ordinanze, sia a livello nazionale che a livello regionale. Non c'è mai stato nessun accenno a regole da rispettare anche nei condomini. Ecco, questo secondo me è stata una grossa mancanza, anche perché, ripeto, abbiamo cercato ai vari livelli di suggerire, di chiedere anche l'intervento da parte della politica. E non avete avuto risposte? No, non ho avuto risposte. Per esempio, l'ultimo aspetto è quello che ho sentito anche oggi nella conferenza stampa di Zaia, quello relativo alle piscine condominiali. Noi abbiamo fatto una richiesta 10 giorni fa puntuale per chiedere che cosa possiamo fare, perché nelle zone appunto del mare e anche del lago ci sono le piscine condominiali che dovrebbero essere aperte, ma con che criteri possiamo aprirle? Perché è inutile rispondere: sono zone private, fate quel che volete. No, le zone condominiali, pur essendo private, devono corrispondere a determinate caratteristiche, e non si può dire soltanto rispettate le norme previste. Ecco, questa è una grossa mancanza. Ripeto, su questo abbiamo fatto una richiesta specifica. Abbiamo fatto anche un convegno appunto organizzato proprio la settimana scorsa, in cui è intervenuto anche il vicepresidente della regione, quale si è impegnato a dare una risposta, però a tutt'oggi, ripeto, non abbiamo nessuna indicazione. Le stesse richieste sono state fatte anche al presidente del Friuli Venezia Giulia, della Toscana, del Lazio e del Piemonte, però ripeto, nessuna risposta in merito. Ecco, fra l'altro, Presidente, con la fase 2 quindi c'è ovviamente una movimentazione maggiore di persone, e questo sicuramente creerà ancora più problemi, perché mentre prima magari rimanevano bene o male a casa, adesso ci sono più spostamenti. Esatto, ma poi voglio dire, qual è la responsabilità dell'amministratore nei confronti della gestione di queste piscine, per esempio? Non è chiaro, cioè non possiamo accollarci noi ogni responsabilità proprio perché mancano delle indicazioni. Cioè siamo costretti ad aprirle perché il regolamento magari del condominio ce lo impone, ma nello stesso tempo dobbiamo garantire ogni sicurezza, ma con che mezzi, con che criteri. Ecco, questo io approfitto proprio, visto che proprio l'argomento è stato accennato oggi, sperando che a livello del governatore Zaia recepisca la problematica e ci dia qualche indicazione in merito. E anche magari delle regole probabilmente da tenere, dei comportamenti da tenere all'interno dei condomini. Sì, esatto, questo insomma, ripeto, che non lasci a noi così la buona volontà. Noi è chiaro che abbiamo fatto il possibile, anche come associazione abbiamo cercato di fare degli spot continui nei confronti dei condomini, proprio per ricordare quelle che sono le regole da rispettare. Però, ripeto, se si dicesse: guardate che queste cose le dovete rispettare anche all'interno del condominio, non solo per la strada, non solo quando entrate nei negozi, forse potremmo avere risultati migliori. Certo, Presidente, io la ringrazio. L'ultima domanda, se dovesse lanciare un appello a questo punto al Presidente Zaia, cosa chiederebbe? Ecco, ripeto, indicazioni precise per quando si riapriranno le zone di villeggiatura.
Ecco, che ci siano delle regole che soprattutto appunto vengano gravati gli amministratori la responsabilità che di fatto non dovrebbero avere. Cioè non possiamo accollarci noi ogni responsabilità se non abbiamo indicazioni precise, perché è chiaro che se ci sono indicazioni precise noi ci sentiamo in dovere di farle rispettare e quindi abbiamo la responsabilità di farle rispettare. Ma non possiamo limitarci a dire no, secondo noi l'interpretazione corretta è questa, voi dovete rispettare le nostre indicazioni, ma senza avere, ripeto, un avallo da parte delle istituzioni. Presidente, la ringrazio, grazie davvero per aver accettato il nostro invito e per essere stato qui con noi, insomma, in questa edizione straordinaria. Grazie, poi sicuramente ci aggiorneremo anche nei prossimi giorni per capire che cosa succederà da adesso in poi. Grazie a voi, buonasera. Grazie, buonasera. Dunque anche questa sicuramente è stata una delle problematiche maggiori ovviamente vissute dai condomini, dove insomma mancavano delle regole e ovviamente gli amministratori hanno dovuto prendere in mano la situazione e cercare di capire che cosa si poteva, cosa non si poteva fare, visto che ovviamente ci sono parecchie zone in comune per i condomini. Una delle domande che ci stanno facendo molti telespettatori è se il virus sarà più contagioso o meno in estate, se potrà scomparire per sempre anche senza vaccino. Noi abbiamo girato queste domande al virologo Cristiano Salata dell'Università di Padova. Se magari è pronto il servizio di Padova Vediamo se è pronto il servizio, se la regia può dirmi qualcosa. Eccolo qui. Quello che si presuppone è che anche questo virus probabilmente subirà delle influenze legate sia all'aspetto della temperatura e al fatto che si vivrà molto più all'esterno che non negli ambienti chiusi. Quindi è presumibile che in maniera analoga agli altri virus a trasmissione respiratoria ci sia una riduzione della trasmissione. Tuttavia questo non significa che il virus non sarà presente. Non bisogna mai abbassare la guardia, il messaggio è chiaro: in estate il Covid-19 potrebbe essere più difficilmente trasmissibile, ma di certo non scomparirà dalla circolazione. Bisogna considerare infatti che si tratta di un virus nuovo e che la popolazione mondiale non ha ancora una barriera immunologica. Quindi, anche se i dati sono incoraggianti e mostrano un calo dei contagi, è necessario mantenere un comportamento rigoroso. Deve essere sfruttata come una situazione per cercare di contenerlo maggiormente e non come situazione per essere allegri e non porre nessun tipo di accortezza. Ora stiamo vedendo gli effetti di tutti i sacrifici delle settimane precedenti e bisogna assolutamente non vanificarli. La diffusione mondiale del virus renderà inoltre più difficile il contenimento dei contagi, perché gli spostamenti tra paesi potrebbero facilitare nuove ondate. Per questo il vaccino è l'unica strada percorribile. Chiaramente bisogna passare in uno stato di immunità della popolazione, che sia di tipo naturale, acquisita gradualmente con le infezioni, o meglio con il vaccino. Quello chiaramente cambierà totalmente la situazione epidemiologica. Il fatto del vaccino, perché ho letto alcune informazioni che c'è chi dice è necessario farlo, considerando che è un virus nuovo vale la pena fare un vaccino, anche perché il coronavirus rispetto all'influenza cambia molto meno. Il virus inoltre potrebbe comportarsi proprio come accadde con l'influenza spagnola 100 anni fa. Il virus tende comunque ad adattarsi e le varianti meno virulente, meno letali, magari si diffondono più facilmente, vengono selezionati in maniera positiva. Quindi non è scomparso, si è adattato, c'è stato un adattamento tra uomo, virus ed è diventato un virus stagionale. E quindi potrebbe accadere lo stesso con il coronavirus? Presumibilmente è quello che potrebbe avvenire.
Abbiamo anche ricevuto tantissime segnalazioni di telespettatori che ci dicevano che purtroppo per terra si trovano mascherine e guanti utilizzati dalle persone. Ora il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa intende coinvolgere l'Ordine dei farmacisti e anche la grande distribuzione per posizionare raccoglitori di mascherine e guanti usati dalla popolazione, perché già alcune aziende stanno facendo sanificazione di questi prodotti. Questo eviterebbe anche ovviamente di trovare a terra guanti e mascherine, quindi ha rilevato Costa parlando in commissione Ecomafia sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19. E questa era la nostra ultima notizia, ed è tutto per questa edizione straordinaria. Fra pochi minuti il telegiornale del Veneto. Grazie davvero per averci seguito, buona serata.